sempre a partire dalle 18:30 e poi alle 19:30 il TG di Treviso. Ora cambiamo argomento, parliamo di viabilità e di autostrade. Quella di oggi, lo sappiamo, è una giornata sicuramente calda sul fronte del traffico, una giornata, il primo vero e proprio weekend di esodo di quest'estate 2021 sulle strade della nostra regione. Uno dei punti caldi, come sempre, è quello dell'autostrada A4 che conduce appunto, come sappiamo, alle principali località balneari della nostra regione. In particolare ci sono numerose polemiche sul tratto veneziano della A4 tra San Donà e Portogruaro e poi anche oltre, relativamente ai lavori di costruzione della terza corsia. Per parlare di questo abbiamo in collegamento il sindaco di Portogruaro, Florio Favero. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, una questione che si ripropone ormai da anni, quella del traffico congestionato sull'autostrada A4, autostrada nella quale purtroppo si verificano a cadenza ormai settimanale incidenti anche purtroppo molto gravi. La terza corsia è bloccata al momento in questo tratto veneziano e come sindaci, voi come primi cittadini, siete particolarmente preoccupati. Che novità ci sono di questi ultimi giorni? È una situazione difficile, però noi non siamo sul piede di guerra. Noi vorremmo capire qual è lo stato dell'arte. Abbiamo già fatto come sindaci, conferenza dei 22 sindaci della Veneto Orientale, incontri per capire con la Regione Veneto, la Regione Friuli, e abbiamo invitato anche il Presidente delle Autovie. Qual è la posizione, qual è la situazione? Dobbiamo cercare di risolvere un problema che è grandissimo, un asse principale che ha un imbuto che crea morti, che crea disagi, che crea, come vedete, grandi difficoltà. 10 milioni di persone, adesso saranno 7, ma solo quelle che escono dall'autostrada sono questi numeri. Poi ci sono gli altri che percorrono questa autostrada da est a ovest, quindi si parla di milioni di persone che poi alla fine trovano anche la morte. Allora anche una persona, se all'interno dello standard numerico per cui dovremmo anche sorvolare, invece no, la coscienza ci impone di dire che anche una persona che è deceduta per uno scontro, per un incidente viario, deve essere sottoposta alla nostra grande attenzione. E quindi mercoledì prossimo avremo un incontro nel municipio di Portogruaro del Presidente della Regione Friuli, che ha dato la disponibilità, il Presidente delle Autovie Paniz e anche dei due assessori, Calzavara, assessore al bilancio Veneto, e Elisa De Berti, assessore alla viabilità. È un buon segno se vengono tutti insieme per la prima volta a farci il punto, a proporci probabilmente quale sarà la soluzione, e speriamo che sia una soluzione a breve. Non può essere una soluzione che ci porta per altri 6, 7, 8 anni per la chiusura di questo cantiere che è aperto e resterà aperto. Ecco, ma secondo voi, diciamo, quale potrebbe essere la soluzione? Perché si tratta di un problema pluridecennale, possiamo dire, no? Non è certo un problema di ieri né dell'altro ieri, e nello stesso tempo interventi come appunto quello dei cantieri della terza corsia, che peraltro lo sappiamo sono stati bloccati, no? Proprio nel tratto interessato del Veneto orientale per mancanza di fondi. Sono interventi, insomma, che richiedono tempi lunghi. Nel breve, diciamo nell'immediato, secondo voi che cosa si potrebbe fare? Le società sono due, una che esce e una che entra. La seconda società è una società completamente pubblica, devono trovare, è un problema effettivamente articolato e molto articolato dal punto di vista burocratico, e noi non abbiamo come sindaci la bacchetta magica. Sicuramente il Ministero avrà una grande capacità di mediazione e di soluzione, perché se non riescono dal punto di vista burocratico a risolvere il problema a breve, può risolverlo il Ministero, che ha tutte le potenzialità per farlo. Ecco, sui vostri territori tutto ciò che cosa significa e che cosa comporta? Perché poi è una ricaduta, no? su tutto il territorio circostante, ovviamente. Un incidente come lo è stato mortale la settimana scorsa, ma anche un grave incidente in prossimità da San Donà a Portogruaro, tutto si riversa nei comuni limitrofi, e quindi
gli incidenti prima avvengono in autostrada e poi potenzialmente avvengono nelle strade comunali che assorbono 15 milioni in 3 mesi, 15 milioni di macchine. Non è sostenibile. Certo, poi non dobbiamo dimenticare appunto che è il principale asse viario, dicevamo noi in apertura di questo collegamento, oggi primo esodo estivo, il principale asse viario verso località turistiche che ogni anno attirano milioni di persone e sicuramente è un po' anche un biglietto da visita, se vogliamo dire, no? Visto che ora puntiamo tantissimo proprio sul turismo per la ripresa e la ripartenza del post-Covid. Se a mercoledì prossimo a Portogruaro ci saranno questi, e ci saranno davvero presidenti delle regioni e presidenti della società, sicuramente anche loro hanno a cuore questo problema che, ripeto, uscita di Portogruaro insieme solo nei 3 mesi fanno 20 milioni di uscite. Ecco, quindi la vostra richiesta, proprio per chiudere, diciamo in poche parole, il vostro, come dire, accorato appello che volete appunto porre all'attenzione in questo incontro di mercoledì? Entro pochissimi mesi soluzione definitiva dal punto di vista burocratico, dobbiamo capire chi farà, come farà e quando faranno. E se non ci saranno queste risposte, noi comuni non siamo sul piede di guerra, però siamo effettivamente molto molto preoccupati. Ecco, quindi avete anche in mente, diciamo, qualcosa di particolare, qualche azione o qualche provvedimento che intendete prendere qualora non vi fosse una risposta così come voi vi aspettate? Faremo tutto il possibile perché questo avvenga, perché la soluzione che è una soluzione facile. Nessuno può dire che il Ministero, le società e i presidenti delle regioni non abbiano a cuore un problema del genere. Un tratto di 10-20 chilometri che diventa imbuto in una strada principale viaria del nord Italia non può non trovare soluzione. Noi ci crediamo e siamo sicuri che avremo risposta a breve. Bene, Sindaco, io la ringrazio per questo collegamento, naturalmente ci aggiorneremo mercoledì, aggiorneremo i nostri telespettatori su come andrà insomma questo incontro e sulle novità che ci saranno su un tema che sicuramente è di grande interesse per i cittadini che risiedono in quella zona, ma non solo, visto appunto l'elevatissimo numero di transiti che ci sono su quel tratto autostradale. Grazie dunque a Florio Favero, Sindaco di Portogruaro, buon lavoro. Sindaco, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie, un saluto. Allora, noi ora parliamo di Covid e di contagi e di quanto spaventa la variante Delta. È di queste ore la notizia di un focolaio che si è sviluppato nel Bellunese, nel Feltrino in particolare, che ha coinvolto un gruppo di giovani e giovanissimi. Abbiamo in collegamento il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 1 Dolomiti. Buongiorno dottor Cinquetti. Buongiorno a lei, a chi ci ascolta. Buongiorno, grazie allora per essere con noi. Dicevamo dunque di questo focolaio, ne abbiamo parlato ieri sera nel corso della pagina del nostro telegiornale dedicata alla provincia di Belluno. Che aggiornamenti ci sono? Voi come Dipartimento avete anche invitato, no, molte persone che hanno partecipato ad uno specifico evento a fare il tampone quest'oggi. È un evento che si colloca nell'ambito di una ripresa epidemica. Belluno veniva da molti giorni con 0-1 casi al giorno. Avevamo un'incidenza settimanale inferiore ormai a 1 su 100.000, quindi un risultato veramente molto molto buono, un rallentamento epidemico molto forte. Nel giro di 2 giorni abbiamo avuto una crescita della casistica fino appunto a 12 casi in 2 giorni, e 6 di questi casi erano riconducibili a degli amici che avevano frequentato un evento sabato scorso fatto di vari momenti, quindi con una vita sociale molto attiva.
Per la precisione, queste persone non si sono infettate durante questo evento, verosimilmente si sono infettate tra di loro per effetto di un'amicizia attraverso percorsi che stiamo studiando nei giorni precedenti, erano presenti all'evento senza sapere di essere infetti, le abbiamo studiate e chiaramente in occasione dell'evento sono venute a contatto con altri amici, con i cosiddetti contatti stretti, con altre persone, con i cosiddetti contatti occasionali. Proprio per questo abbiamo raccomandato, consigliato, suggerito a tutti coloro che erano presenti di eseguire un tampone per verificare l'eventuale insorgenza della virosi. Peraltro il tampone non chiude la vicenda per coloro che sono venuti in contatto con questi ragazzi già infetti, in quanto è necessaria la quarantena di 10 giorni e certamente il monitoraggio della sintomatologia da parte di tutti coloro che sono venuti a contatto con questi ragazzi all'insorgere di febbre, tosse o comunque sintomatologia respiratoria anche nei prossimi giorni. È necessario fare il tampone. Tutto questo finirà fra 10 giorni circa con la chiusura della quarantena e il tampone cosiddetto di uscita. Ecco, dottor Cinquetti, stiamo parlando di un evento sportivo, no? Mi pare quello al quale avevano partecipato questi ragazzi e per i quali voi state appunto invitando tutti coloro che avessero preso parte, mi sembra si tratti della Pedavena Cup se non sbaglio, no? Un torneo di calcetto. È corretto? Il torneo di calcetto aveva creato al proprio interno una sorta di bolla. I ragazzi che giocavano avevano eseguito un tampone, quindi in qualche modo stiamo verificando i dettagli, ma non è stata la parte sportiva quella più significativa. Questi erano ragazzi che partecipavano in qualità di spettatori, avevano festeggiato un compleanno, poi hanno partecipato come spettatori alla Pedavena Cup, poi hanno visto la partita Italia-Austria di sabato scorso con i supplementari, poi hanno frequentato alcuni locali sempre insieme, sono venuti a contatto con un numero abbastanza significativo di amici che abbiamo quarantenato e di persone anche con contatti minori. Noi sappiamo, ma non abbiamo ancora evidenza di questo, che se fosse in gioco la variante Delta, come caratteristica la variante Delta, ex variante indiana, si chiamava così, ha di essere contagiosa anche per contatti non molto prolungati. Quindi speriamo che la questione si chiuda con l'evidenza di uno spegnimento epidemico e di questo focolaio nel giro di 1 o 2 settimane. Ecco, quindi dottor Cinquetti non si hanno ancora evidenze circa il tipo di virus che abbia contagiato, se effettivamente questo di questa variante particolarmente contagiosa, la Delta, oppure se altri tipi, insomma. Noi stiamo sequenziando in questo periodo di casistica tutto sommato limitata, perché ricordo che quest'inverno avevamo 200-250 casi al giorno, ma ora con i nostri 10, 12, 5 casi siamo certamente in grado di inviare a sequenziamento tutta la casistica. Questi ragazzi hanno eseguito chiaramente il tampone è stato inviato, meglio l'estratto, allo zoo profilattico. Vedremo se sarà in gioco la variante Delta, dovremo allargare un pochino le maglie della quarantena e del tracciamento, perché, ripeto, la variante Delta ha come caratteristica propria una maggiore diffusività, una maggiore contagiosità. Ecco, leggevo addirittura di 5 secondi sufficienti per contagiarsi se si è senza mascherina in caso di variante Delta. È davvero così, cioè sufficiente un contatto proprio così fugace per infettarsi? Beh, dipende, insomma, se 5 secondi sono quasi bocca a bocca, forse sì. Poi della variante Delta non abbiamo una storia di mesi dal punto di vista della conoscenza. Certo è che anche persone che sono venute a contatto limitatamente possono acquisire l'infezione, almeno queste sono le evidenze che vengono da paesi nei quali questa variante è ormai molto diffusa e che sequenziano molto frequentemente. Io credo comunque che in qualche modo il virus mantenga il senso di un contatto significativo. Ricordo che quando è avvenuto questo evento sportivo in cui questi ragazzi sono venuti in contatto con altri amici, altre persone,
avevamo ancora l'obbligo di mascherina all'aperto, che è stato rimosso come obbligo il 28, quindi lunedì scorso. È molto molto importante rispettare le regole, non sono fatte le regole per infastidire le persone, ma per salvare quelli che se si infettano si ammalano gravemente. Questi ragazzi faranno qualche giorno di febbre, tosse, qualcuno è anche impegnato dal punto di vista clinico, ma non avranno danni gravi da Covid, quasi certamente. È raro che nei giovani la malattia si manifesti con forme gravi, ma la diffusione di un focolaio epidemico può diventare pericolosa per altre persone fragili. Ecco, sicuramente. Sappiamo infatti che la vaccinazione, insomma, se ha messo in sicurezza gran parte delle persone, diciamo, oltre una certa età o comunque con delle fragilità, rimane comunque anche una percentuale non proprio bassissima nella nostra regione di persone over 50 e over 60 in particolare, che ancora non sono state vaccinate, vuoi perché non vogliono essere vaccinate, vuoi perché per ragioni, insomma, altre. In questo senso, diciamo, voi come vi state muovendo? Beh, noi ci stiamo muovendo un po' come tutte le aziende sanitarie del Veneto d'Italia, spingendo sulla campagna vaccinale e ormai cercando una ad una queste persone. La campagna vaccinale è entrata in una fase che definirei quasi sartoriale, cioè dopo la fase di massa in cui abbiamo chiamato a vaccinazione intere decadi di nascita, oggi cerchiamo uno ad uno i pochissimi ultra ottantenni ancora non vaccinati, cerchiamo quasi uno ad uno, inviando una lettera personale, i pochi ultra sessantenni, ma non pochissimi come diceva lei, che ancora non si sono vaccinati. Al di sotto di quest'età abbiamo inviato ieri un numero importante di SMS di chiamata. Vediamo che la risposta a questa chiamata con lettera personalizzata o con SMS non è altissima, però anche questa modalità di chiamata consente di aumentare, seppur di un po', la copertura vaccinale. Ricordo tuttavia che per quanto sia eccellente la campagna vaccinale, ci sono persone con un sistema immunitario fragile, debole, che non rispondono in maniera eccellente alla vaccinazione, e queste persone, di fronte a un rischio di contagio che rimane in qualche modo, possono avere forme ancora significative. Questo è il motivo per il quale vengono chiesti ai cittadini comportamenti di sicurezza. Il servizio sanitario sta facendo la propria parte. È dal febbraio scorso che in maniera molto molto impegnativa, dedicata e continua stiamo lavorando prima sul tracciamento, poi col potenziamento dei tamponi, specialmente quest'inverno quando facevamo grandi numeri anche con 2,5 metri, 3 di neve, poi con l'avvio della campagna vaccinale. Però senza i comportamenti dei cittadini, senza la responsabilità dei cittadini, il servizio sanitario da solo non ce la fa. Purtroppo è proprio così, è un po' un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi, no? per noi stessi, ma anche e soprattutto per le altre persone. Dottor Cinguetti, si parlava di giovani, no? Sono in questo caso dei ragazzi molto giovani, ma questa variante Delta che sembra prediligere, insomma, i ragazzi giovani, è perché effettivamente è un virus che attacca di più i giovani, oppure è perché i giovani non sono vaccinati e, avendo ora una vita sociale, diciamo, sicuramente più movimentata, e con il venir meno di determinate misure che c'erano fino a qualche settimana fa, rischiano di infettarsi maggiormente? Le persone vaccinate hanno un rischio di infezione da variante Delta e da altri virus, da altre varianti, più contenuto, anche se non azzerato, più contenuto rispetto alle persone non vaccinate. Chiaramente la circolazione virale diventa quindi più comune, più frequente, dove trova più spazio. I giovani hanno ancora tassi di adesione, non hanno
alcuni di loro né iniziato né completato il ciclo vaccinale, hanno ancora tassi di adesione abbastanza contenuti. Prima considerazione è questa. Seconda, i giovani hanno una vita sociale che in qualche modo, al di là delle restrizioni, in questo periodo è vivace e quindi le occasioni di contatto e di infezione rimangono significative. Questi sono i motivi per i quali in qualche modo questa variante colpisce, come in generale l'infezione da virus Covid, colpisce prevalentemente i giovani. I giovani hanno vita sociale, minore tassi di adesione alla vaccinazione per ragioni anche di tempo e anche anagrafiche, e quindi il virus circola in queste categorie. Ecco, per i più piccini, dottor Cinquetti, che non sono nemmeno vaccinabili, insomma, i ragazzini e i bambini sotto i 12 anni, che consiglio si sente di dare ai genitori? Abbiamo visto in questi giorni anche dei focolai che sono scoppiati in varie parti della regione, nei centri estivi dove vanno i più piccoli. Che cautele, diciamo, è consigliabile utilizzare? Che consiglio vuol dare alle mamme e ai papà? In generale, diciamo, i piccoli, molto piccoli, si infettano poco e infettano poco. Questa è una caratteristica un po' biologica e epidemiologica che stiamo osservando. Questi centri estivi che stiamo vedendo in questi giorni, ormai molto diffusi, stanno registrando una casistica, quando presente, abbastanza limitata, anche perché per la gran parte si svolgono all'aperto e noi sappiamo che la vita all'aperto riduce in modo molto significativo il rischio di infezione. Quindi il consiglio è di rispettare le regole del centro, alla sintomatologia respiratoria del piccolo sottoporre il piccolo, anche se è un po' fastidioso, e forse sottoporsi anche come genitori a un tampone. Ormai i tamponi hanno anche un'invasività abbastanza limitata, quindi si può fare, certamente non per il bambino piccolissimo, ma per il bambino di 3, 4, 5 anni eseguire un tampone è ormai praticabile. Fatto questo, rispetto dei controlli e, ripeto, vigilanza sulla sintomatologia, non tanto per il rischio clinico del bambino, che è molto molto basso, quasi inesistente, quanto per il rischio che il bambino possa diventare veicolo di infezione per il nonno immunodepresso. Certo, dottor Cinquetti, per quanto riguarda invece le persone che sono già state vaccinate con 2 dosi, che quindi insomma potrebbero stare un pochino più tranquille, ecco, che consigli può dare lei, insomma, alla vigilia delle vacanze per molte famiglie che magari vedono riunirsi componenti di diversi nuclei, anche di parenti, ma che comunque non sono conviventi? Quali cautele è comunque opportuno o comunque consigliabile continuare ad utilizzare, anche se si è comunque vaccinati? La vaccinazione, diciamo, con 2 dosi riduce appunto il rischio di infezione con variante indiana. Ormai gli adulti sono abbastanza diffusamente vaccinati con 2 dosi. Certo, non è ancora il tempo di grandi riunioni familiari da 50-100 persone, chiaramente famiglie assieme ad altre famiglie, perché ormai famiglie patriarcali con 100 persone ne vediamo poche. Non è ancora questo tempo, ci si trova, si sta insieme, possibilmente all'aperto. Questa fase è ancora una fase un po' delicata che richiede attenzione. Abbiamo bisogno ancora di qualche mese per consolidare la copertura vaccinale e per vedere un attimo come si comporta con precisione questa nuova forma virale. Si sta discutendo anche della terza dose, ci sono studi che sembrano dimostrare che non è necessaria, se ne sta parlando, vedremo come evolve. Poi l'autunno ci proporrà la verità in qualche modo, cioè se siamo in grado di affrontare un inverno con numeri molto contenuti, certamente non con l'azzeramento, ma con numeri molto contenuti, perché l'ipotesi di affrontare un inverno per malcomportamenti estivi,
la metà della metà dello scorso anno è un'ipotesi già estremamente faticosa, bisogna evitare di avere a che fare con un inverno così impegnativo. Lo dico anche e soprattutto come operatore che lavora nel bellunese, perché l'idea di perdere un'altra stagione invernale sarebbe un disastro dal punto di vista economico. È chiaro, sarebbe catastrofico, e poi non dobbiamo dimenticarlo, e questo credo sia anche fondamentale per ricordare proprio alla gente l'importanza della vaccinazione, che più il virus circola, più il rischio che si creino delle nuove varianti, come è accaduto per la Delta, delle altre varianti che magari possono in qualche modo aggirare il vaccino. Comunque c'è, no? Ancora questo rischio. Speriamo di no, naturalmente, ovviamente. È un rischio limitato, ma io penso che in questa fase, diciamo, se va consolidata la campagna vaccinale, vanno cercati e convinti gli indecisi, perché di rifiutanti veri e propri ne abbiamo pochi, la gran parte sono indecisi, hanno avuto qualche problema con un vaccino precedente, col farmaco, hanno timore per qualche situazione patologica. Convinto questo, andiamo verso questo inverno prossimo. Io penso che poi si dovrà vedere cosa ci aspetta nel futuro. Non è da escludere che il futuro ci riservi un vaccino combinato anti-Covid, anti-influenzale, somministrato annualmente, esattamente come il vaccino per l'influenza, con due finalità: rinforzare l'immunità, perché non conosciamo bene quale sarà la durata dell'immunità derivante dalla vaccinazione Covid e dalla malattia Covid che alcuni hanno avuto, rinforzare l'immunità, dicevo, e rincorrere le varianti. Il vaccino antinfluenzale fa queste due cose nella vaccinazione annuale che proponiamo ogni anno. Si sta già studiando, qualche azienda farmaceutica importante sta già studiando il vaccino combinato, non è da escludere che ci attenda un futuro di vaccinazione autunnale combinata influenza-Covid. Certo, un ultimo flash, dottor Cinquetti, quanto tempo ci vorrà per capire se si tratta o meno di variante Delta per questo focolaio del feltrino? Abbiamo inviato i campioni di questi ragazzi ieri al sequenziamento, 3-4 giorni, 5, l'istituto zooprofilattico ci darà la risposta, però cambia relativamente poco. Noi sappiamo che la variante Delta circola nel nostro territorio, in Friuli è molto significativa, quindi arriverà dappertutto con quote più o meno significative. È un elemento di conoscenza importante, ma non cambia né le strategie di sanità pubblica, né l'approccio vaccinale, né l'approccio nei confronti dei contatti. È un elemento di conoscenza utile perché determina un ulteriore innalzamento del livello di attenzione. Grazie dottor Cinquetti, grazie e buon lavoro a lei e a tutto il personale dell'ospedale di Belluno. Un saluto, buon fine settimana. Grazie anche a lei, buona domenica. Grazie. Allora, noi ora dovremmo tra poco collegarci con il collega Filippo Fois, ecco lo vedo già pronto, Filippo Fois da Venezia, quindi è davanti, se non sbaglio, alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Buongiorno Filippo, grazie per questo collegamento. Davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, perché quella di oggi insomma è sicuramente una giornata importante e sotto certi versi anche con non pochi disagi. È una giornata molto particolare, probabilmente unica nella storia della ferrovia a Venezia, una storia che è cominciata nel 1846 quando fu costruita la prima stazione ferroviaria. All'epoca Venezia era sotto l'impero asburgico. Oggi a Venezia non arrivano i treni, la stazione è ancora aperta, la potete vedere adesso dall'inquadratura che farà Paola Barbato, ma i treni sono stati sospesi dalla mezzanotte di oggi fino alle 10 di mattina di domani. I circa 700 treni che sarebbero dovuti arrivare qui in questo lasso di tempo si fermano a Mestre, da dove partono delle navette che prima in autobus e poi in motoscafo portano i viaggiatori fino a Venezia. È come detto un fatto quasi unico, io presumo unico nella storia della stazione, reso necessario dal fatto di un'operazione di profondo ammodernamento della stazione di Venezia.
Venezia, per cui verrà poi, non ci sarà più il capostazione qui a Venezia, abbiamo letto, ci sarà un unico capostazione a Mestre che controlla tutto grazie a dei macchinari estremamente moderni, tutto il traffico che già fa peraltro anche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Qui quindi la situazione è tranquillissima, un po' meno a Mestre, dove abbiamo visto che chiaramente ci sono parecchie persone in attesa coi trolley davanti a dove arrivano i bus navetta. Poi voi vedete una cosa curiosa, la stazione è aperta, non ci sono treni ma la stazione è aperta, dentro ci sono diversi negozi, ma soprattutto probabilmente avrete notato che c'è una tenda della Croce Rossa Italiana, è una tenda in cui viene effettuato il test rapido di positività al coronavirus. Sembra che ci sia poca gente, in realtà per non stare sotto il sole battente la fila, che è lunghissima, sta facendo il giro all'interno della stazione per stare più al fresco. Questo servizio naturalmente, che avviene in alcuni capoluoghi di regione italiani, è attivo anche oggi, così come sono aperti i negozi, però diciamo che sotto questo punto di vista Venezia sta vivendo una giornata molto particolare. Ecco Filippo, quindi questo diciamo è uno dei temi della giornata di oggi su Venezia, ma non è il solo, no? Perché soprattutto sul fronte dei trasporti ci sono delle novità importanti ed interessanti. Quello per quanto riguarda per esempio lo scalo aeroportuale al Marco Polo, questa mattina è arrivato il primo volo della Delta Airlines da New York. Quindi insomma un segnale di ripartenza anche del turismo internazionale. Covid da New York. Si tratta chiaramente di una riapertura, di una ripresa, anzi scusate, che avverrà molto molto lentamente, però intanto è un segnale diciamo incoraggiante da questo punto di vista. Ricordiamo poi peraltro che così come questa stazione è una delle più importanti snodi ferroviari italiani, così l'aeroporto Marco Polo di Venezia è uno dei principali scali italiani, anzi il maggiore dopo Milano e Roma, per cui il traffico che poteva accogliere prima che scoppiasse la pandemia era veramente molto 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 ampio. Hanno ripreso i voli, adesso stanno riprendendo i primi voli intercontinentali, tra l'altro ad attendere i primi visitatori c'era un comitato di benvenuto, possiamo dire, che era formato anche dagli assessori al turismo regionale e comunale, quindi da Federico Canere e da Simone Venturini per il Comune di Venezia. Poi c'è anche un altro fatto importante che riguarda i trasporti, anche questo se vogliamo, e si tratta dell'annosa questione del passaggio delle grandi navi a Venezia. Oggi è previsto un nuovo incontro del governo. Voi come sapete c'è stata un'accelerazione in queste ultime settimane a favore del porto offshore, vale a dire un porto fuori dalla laguna di Venezia. In laguna di Venezia potrebbero entrare solamente navi di 40.000 tonnellate, per intenderci la nave da crociera che è partita recentemente, abbiamo fatto anche i servizi perché era stata accompagnata da manifestazioni di protesta, era di 90.000 tonnellate ed era passata comunque davanti al bacino di San Marco. Il progetto offshore però avrà dei tempi molto lunghi, nel frattempo bisogna trovare una soluzione alternativa. Si è parlato di Marghera, anche questa soluzione però ha bisogno di tempi tecnici per poter essere messa in pratica, e quindi anche da questo punto di vista c'è un dibattito piuttosto vivace. E poi c'è anche un altro tema, se vogliamo, che è quello del G20. Nella seconda metà della settimana prossima partirà il G20, c'è stato un vertice in prefettura proprio ieri, perché la zona in cui si svolgerà il G20, che è quella dell'Arsenale, siamo quindi nelle Sestiere di Castello, diciamo quello che guarda più verso il Lido di Venezia, ebbene attorno all'Arsenale la zona sarà interdetta, potranno passarci solamente le persone che ci abitano, ci lavorano, oppure ci devono andare per necessità familiari, e verranno quindi distribuiti dai lasciapassare degli uffici pubblici. Bisogna fare richiesta, chiaramente provare di avere dei validi motivi per dover passare in quelle strade, ma insomma comunque è una situazione, quella di Venezia, che in queste settimane che in questi giorni è molto intensa. Ecco, sicuramente un ultimo aspetto, giusto per anticipare, anche uno dei temi che verranno poi trattati questa sera nel corso del telegiornale. So che tu questa mattina sei stato, Filippo, a un incontro che c'è stato a Mestre, organizzato dall'ULSS 3 Serenissima, e che riguarda la disabilità. Di cosa si tratta?
Dunque, questo è un progetto veramente molto bello, molto interessante, che tratteremo ampiamente nel corso del nostro telegiornale. L'iniziativa si è svolta nel chiostro dell'M9 di Mestre ed è un mercatino artigianale nella quale persone con disabilità che hanno in questo anno e mezzo lavorato fianco a fianco con degli artigiani hanno esposto e messo in vendita le loro creazioni. Si tratta di un progetto che ha coinvolto diverse decine di persone, patrocinato, anzi diretto dall'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima, e che mira anche a un reinserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, per cui non solo c'è la riscoperta dell'artigianato, ma anche, diciamo, una funzione terapeutica che ha voluto, insomma, che ha dato dei risultati veramente molto molto buoni per tante persone. Ecco, questi quindi alcuni dei temi che verranno affrontati questa sera e approfonditi questa sera nel corso del telegiornale di Venezia, in onda come sempre a partire dalle 19. Grazie a Filippo Fois e a Paola Barbato per questo collegamento. Buon lavoro, a più tardi. A voi e a presto. Allora, ciao Filippo, noi ora abbiamo in collegamento, mi segnalano dalla regia, al telefono da Treviso Anna De Roberto, perché oggi 3 luglio sono partiti in tutto il Veneto i saldi, con molte aspettative da parte del mondo del commercio, con folle anche già in diverse città, ma anche con alcune polemiche. Anna, buongiorno. Ci sei? Sì Marta, buongiorno, ciao a te, ai telespettatori. Hai detto bene, aspettative ma anche tante polemiche. Una vera polemica è quella che abbiamo raccolto girando un po' da questa mattina tra i negozi, parlando con i negozianti ma anche con le persone. Allora, ci sono molti negozianti dispiaciuti del fatto che la data dei saldi di fatto sia stata anticipata, anche perché a causa della crisi causata dal Covid ancora molta merce nei negozi non era arrivata, perché il settore del manifatturiero ha subito dei grandissimi ritardi anche legati ai problemi di materie prime. Quindi ci sono dei negozianti che si sono ritrovati ad avere ora in vetrina costumi e abbigliamento estivo e doverlo già mettere in saldo. Questa è un po' la polemica più grande. Sappiamo che quest'anno la data dei saldi è uguale per tutti, per tutte le regioni. Il Veneto aveva chiesto invece di posticipare, ma la conferenza delle regioni non ha accordato questa richiesta e quindi ecco, non tutti i negozianti sono contenti di questa data. Quello che c'è da segnalare però è che tra gli insoddisfatti c'è anche chi invece ha deciso di puntare davvero tutto sui saldi, perché al contrario degli anni scorsi si parte già col 50%, quindi sono saldi, possiamo chiamarli forse un po' aggressivi, non è più il 20-30 ma è già direttamente il 50, ovvero si punta al tutto per tutto, c'è tantissima merce ancora da vendere e quindi i negozianti, come tu dicevi, hanno molte aspettative e allora alzano la contistica. Per quanto riguarda la gente, c'è parecchia gente in giro per le strade, una Treviso piuttosto frezzante stamattina, in molti con i pacchetti e le borse che si aggiravano tra le vie e in molti che hanno approfittato di questo già inizio dei saldi, per cui tanta curiosità, tanta voglia di acquistare, sicuramente beni di prima necessità, quindi abbigliamento e calzature, e invece per il settore ad esempio casa la partenza è un pochino più a rilento. Ecco, per quanto riguarda gli assembramenti, perché uno degli altri temi di questi giorni e dei timori anche in alcune città, pensiamo per esempio a Padova che per questa sera organizzerà una manifestazione proprio ad hoc collegata ai saldi, è quello che si creino insomma degli affollamenti un po' come dire ancora poco raccomandabili vista la diffusione della variante Delta. La situazione a Treviso com'era questa mattina, Anna? Allora, la situazione è abbastanza sotto controllo, i negozi hanno ancora tutto il cartello con il numero massimo di persone che possono entrare da norma Covid e quindi non abbiamo visto onestamente grossi assembramenti. C'è gente, sì, non c'è il pienone, complice anche la bella giornata all'inizio del weekend. Sicuramente tanti trevigiani si sono diretti verso località un po' più fresche, quindi verso il mare o verso
il Montello, quindi sicuramente complice anche il fatto che vi sia il mercato, e per questo che insomma in città c'era parecchia gente, ma non abbiamo notato situazioni di assembramento. Ecco, forse ci sono più persone sedute a bar e ristoranti, quindi che plateatici da tutto esaurito, così potremmo dire, piuttosto che nei negozi. Quindi la voglia e la curiosità nei confronti dei saldi c'è, sicuramente è presto per dire se le persone ne approfitteranno, forse c'è più gente tra bar e ristoranti a bere un caffè o a fare un aperitivo. Anna, io ti ringrazio per questo collegamento, grazie e buon lavoro. A voi. Grazie. Allora, tra poco torneremo a parlare anche di saldi e di assembramenti anche in questo secondo weekend di test con la Movida a numero chiuso nella città di Vicenza con la collega Gabriella Basso. Prima però parliamo un po' di noi, parliamo dell'emittenza locale, perché ieri alla cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato al nostro editore Filippo Iannakopoulos, amministratore unico del gruppo Media Nord-Est. Al Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Iannakopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est, primo gruppo editoriale del Nord-Est. Il prestigioso riconoscimento riservato alle eccellenze italiane e internazionali è stato consegnato a Venezia. Filippo Iannakopoulos lo ha dedicato a tutti coloro che nelle televisioni del gruppo lavorano per offrire quotidianamente un'informazione che in questi anni ha sempre più assunto il valore di un servizio pubblico imprescindibile per il territorio. Un impegno riconosciuto dai telespettatori. Col 57% dell'ascolto di tutte le TV locali del Nord-Est, l'Auditel certifica indiscutibilmente Media Nord-Est come leader assoluto nel panorama televisivo veneto. Un successo certificato ora anche dal Leone d'Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia, un premio riservato solo alle eccellenze dell'informazione, della cultura, dello sport, come Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter neocampione d'Italia, ha riportato uno scudetto che a Milano mancava da 11 anni, dopo essere stato tra i protagonisti con la Juventus di un ciclo di successi mai visto prima nel calcio italiano. O Giulio Rapetti, in arte Mogol, produttore discografico e più importante compositore di testi nella storia della musica leggera italiana. Non solo per Lucio Battisti, le canzoni di Mogol hanno venduto 523 milioni di dischi, collezionando 151 numeri 1 nelle classifiche di mezzo mondo. E Media Nord-Est, l'informazione a ciclo continuo, come è avvenuto con la pandemia o le dirette straordinarie per la tempesta Vaia, le celebrazioni di Sant'Antonio da Padova, l'acqua alta che ha flagellato Venezia nel 2019, la voce dei cittadini e ai cittadini, la tradizione e l'innovazione, una storia che da oggi è anche da Leone d'Oro. Un'emozione e un grande onore da condividere con tutti coloro che lavorano nel nostro gruppo, così l'amministratore unico di Media Nord-Est Filippo Iannakopoulos, dopo aver ricevuto a Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali. Sentiamo. Innanzitutto un grande onore ricevere un premio internazionale così importante. Abbiamo visto insieme a Mogol, insieme a Beppe Marotta. È stato comunque un'emozione avere tra le mani da Veneto, che lavora in Veneto, il leone alato di San Marco. Ovviamente questo è un premio che ricevo io, ma che è esteso a tutta quanta l'azienda, il network Media Nord-Est, a tutte le persone che ogni giorno lavorano e che hanno fatto in modo tale da farci raggiungere questi successi. Lo ricordiamo ancora una volta, il 57% di tutto l'ascolto del Nord-Est nell'ultimo anno. Sono veramente dei numeri incredibili che rendono la motivazione di questo premio, che sono veramente onorato di aver ricevuto. Ed ora andiamo a Vicenza con la collega Gabriella Basso, perché ci sono insomma numerose novità per la giornata di oggi, molte le notizie sulle quali state lavorando appunto dalla redazione di Vicenza. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Marta e telespettatori di Rete Veneta.
Sì, noi siamo qui adesso in Contrappescherie Vecchie per questo collegamento, perché questo fine settimana è il secondo fine settimana di test della cosiddetta movida a numero chiuso a Vicenza, in questi 50-60 metri di strada, un piccolo imbuto che poi sfocia da un lato su Piazzetta Palladio, dall'altro va verso Piazza delle Erbe alle mie spalle. E abbiamo sentito un po' anche i residenti e i titolari dei locali, dei negozi che hanno vissuto i momenti di risse, di degrado, insomma, prima di questa movida numero chiuso, che tutti dicono ha funzionato, nel senso che ha sicuramente ridotto la presenza di soggetti indesiderati, di fatto però ha anche svuotato completamente la via. I locali ne hanno risentito in maniera pesante, con una riduzione degli incassi del 30-50% addirittura. Il fatto che poi ci siano queste barriere fa sì che la gente cambi zona, cambi strada, e ci dice una residente che poi alla fine quei gruppetti di persone che creano degrado e fanno rumore e magari anche risse si sono spostati poco più in là in una piazzetta che si chiama Piazzetta San Biagio, dove c'è uno spazio anche sul canale, insomma, di tavoli e di gente che possa lì bere aperitivo la sera. Quindi insomma un fenomeno che a quanto pare non è controllabile, almeno a Vicenza, solo ed esclusivamente con la questione di una movida a numero chiuso. Infatti il prefetto, finito questo test, riconvocherà le parti, sentirà qual è il risultato e deciderà se mantenerla o cambiare sistema. Ecco, oggi peraltro sono anche partiti i saldi, no? In città, a Vicenza, come naturalmente in tutte le altre città della nostra regione. Come sta andando lì nel capoluogo bellico? Sì, anche a Vicenza sono partiti i saldi estivi e quindi c'è movimento. Il corso Palladio si è riempito di persone, i negozi hanno visto gente entrare e uscire, tanta gente guardare. I commercianti sono saldi importanti, sono saldi attesi, anche perché insomma le vendite non sono andate molto bene fino ad ora, proprio un po' per tutte le chiusure che ci sono state, aperture, insomma sappiamo benissimo la pandemia, ma anche proprio perché la gente è un po' restia ad entrare, forse ci sono un po' pochi soldi. Quindi questi saldi sono fondamentali. Rimane poi la questione che sono saldi, tutti ci dicono, partire adesso all'inizio del mese con praticamente i negozi ancora pieni, con le cose comprate a prezzo pieno e già scontarle del 30-40, addirittura ci sono negozi che fanno già il 50%, insomma non è la cosa più indicata e significa praticamente già perdere una parte di quanto si prospettava di guadagnare. Però ovviamente ci si attrezza e si fa, e la gente guarda, come ti dicevo, controlla un po' e compra soprattutto cose di cui aveva necessità e le trova adesso a prezzi scontati. Chiaro. Per quanto riguarda la cronaca, Gabriella, che novità ci sono quest'oggi? Sì, abbiamo un incidente sul Costo, che è la strada che porta anche sull'altopiano d'Asiago. In questo caso siamo a Cogollo del Cengio, dove un ragazzo di 27 anni in moto è uscito autonomamente, a quanto pare al momento sono sul posto ancora la polizia locale dell'Alto Vicentino che sta facendo i rilievi, è uscito di strada autonomamente ed è stato portato con elisoccorso in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un 27enne nativo di Castelfranco Veneto. E adesso questi sono almeno i dati al momento parziali, perché appunto ti dicevo la polizia locale è ancora sul posto, sta ancora raccogliendo tutti gli elementi. E poi abbiamo una famigliola di origine albanese che ha pensato bene di andare a pranzare, a mangiare tranquillamente in una osteria su strada Marosticana e poi alzarsi e di andare via adducendo una scusa che non aveva contanti, per andare a fare bancomat, lasciando uno dei figli tra virgolette a garanzia, però poi tardando nel tornare, tanto che la titolare dell'osteria ha chiamato appunto il 113. Nel mentre le volanti stavano arrivando, il furgone con la famiglia è tornato, ha caricato il figlio tra virgolette appunto lasciato in garanzia e si è data alla fuga. Ovviamente sono stati subito rintracciati dalla polizia, fermati, denunciati da famiglia. Tra l'altro la madre aveva nel portafoglio carte d'identità e carte di credito provento di furto. Ecco, se non ci sono altre novità, Gabriella, io ti lascerei andare a lavorare. So che insomma avete tanto da fare quest'oggi. Grazie, sì, buon lavoro. Grazie a te, Marta, e ai telespettatori. Grazie a Gabriella Basso dalla redazione di Vicenza. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Torniamo ancora nel Vicentino ora perché si sta per concludere l'impresa del 75enne di Cassola Aldo Serraiotto, che in bici dal 5 di giugno sta facendo il percorso che collega la cittadina di Plovdiv in Bulgaria con Bassano del Grappa. E proprio su questo, da Bassano del Grappa, ci aggiorna Angelica Montagna. Siamo sul Ponte Vecchio, il ponte amato degli alpini qui a Bassano del Grappa, ed eccolo Aldo Serraiotto, che ha 75 anni e che il 5 giugno è partito per la città di Plovdiv da Padova in pullman per poi tornare indietro. Pensate, ben 1500 chilometri. È un cuore alpino che batte. Lui ci ha detto il lockdown è stato un lockdown troppo severo, avevo bisogno di libertà, ed eccolo insieme all'assessore allo sport Mariano Scotton. Un grande applauso, l'avete visto? Ancora applausi eccoli qua, per questa grande impresa. 75 anni, 1500 chilometri, dormire dove capita e cucinare con un fornello proprio da campo. Questo è lo spirito alpino, questo è quello che avviene oggi qui a Bassano sul Ponte Vecchio restaurato, su questo monumento nazionale. Ecco, allora ringraziamo quindi Angelica Montagna da Bassano per questo servizio, con questo collegamento appunto per l'impresa di questo cittadino appunto di Cassola. Naturalmente poi ne riparleremo con le interviste questa sera. Sentivamo prima dal collegamento che abbiamo avuto con il collega Filippo Fois da Venezia di quelle che sono le misure che si stanno mettendo in campo nel capoluogo lagunare in vista del G20 dell'economia, che dall'8 all'11 di luglio porterà tanti capi di ministeri dell'economia appunto del mondo intero nella città lagunare. Ieri c'è stato un vertice per quanto riguarda la sicurezza. Venezia comunque non sarà una città blindata, resterà comunque una città aperta e accogliente, ha detto il prefetto. Sentiamo quindi il servizio. Per il G20 Venezia città aperta e pronta ad accogliere anche chi dissente. Così il prefetto H. Corner nel corso del punto stampa per illustrare dettagli tecnici ed operativi del meeting internazionale. La città non può essere chiusa, noi abbiamo fatto questa scelta proprio per la città, una città aperta, una città accogliente come lo è sempre stata. Oltre 1500 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine a garanzia della sicurezza via terra, anche con i baschi verdi in concorso con i reparti esterni delle varie forze dell'ordine, via mare con l'arrivo di un pattugliatore dotato di team specializzati e dei sub dei reparti speciali da Genova, via aerea con il rinforzo di ulteriori 2 elicotteri in grado di trasmettere immagini in diretta alla sala operativa dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Carabinieri, polizia, capitaneria, guardia di finanza, polizia locale con vigili del fuoco e ULS 3 avranno un'unica casa comune, la Smart Control Room al Tronchetto, sotto la direzione tecnica del questore Mascio Pinto. Loro ci hanno prestato la loro casa e questo non è poco. Abbiamo condiviso. No, prestato diciamo all'organizzazione della loro casa, e lì condivideremo tutte le attività legate alla sicurezza. Venezia per l'occasione sarà divisa in 4 fasce colorate, viola, arancio, giallo e verde, distinte in base a divieti e limitazioni alla circolazione di imbarcazioni e persone, con gli 87 residenti dell'Arsenale, dove si terrà il summit, che dovranno obbligatoriamente spostarsi da e per casa muniti di pass da esibire ai posti di blocco, al pari di commercianti e ristoratori dell'area. Simbolicamente non c'è una zona rossa, ci sono delle limitazioni per alcune categorie di mezzi e ci sono delle limitazioni in determinati orari.
Saranno più di 2000 gli attivisti a contestare il G20 insieme a Rifondazione Comunista, le voci del dissenso previste nelle giornate del 9 e del 10 di luglio. Il programma del G20 in realtà inizia formalmente il 7 luglio. Gli appuntamenti che verranno lanciati di contestazione in realtà saranno limitati al 9 e il 10 luglio, quindi alle ultime 2 giornate lavorative appunto dei tavoli del summit. Saranno più di 2000 gli attivisti che manifesteranno contro il meeting internazionale dell'economia e della finanza. Arriveranno da tutto il Veneto e da ogni parte d'Italia. A guidarli, tra gli altri, loro, i ragazzi e le ragazze della Tide, la Marea. Nella giornata del 9 luglio, quindi il venerdì alle 18:30, ci sarà questo appuntamento ai magazzini del Sale Docs, un appuntamento per discutere effettivamente quelli che sono i contenuti poi materiali della protesta, che ovviamente all'interno di una contestazione di piazza è più difficile cogliere, quindi entrare effettivamente nel merito. La giornata invece del 10 luglio vedrà l'appuntamento in riva alle Zattere, un luogo che è stato scelto perché negli ultimi anni ha sempre ospitato le manifestazioni del Comitato No Grandi Navi, quindi si è sempre caratterizzato e configurato come un luogo effettivamente della cittadinanza. Tra le voci del dissenso anche Rifondazione Comunista. Certamente noi vogliamo manifestare con forza la nostra contrarietà ai contenuti di questo vertice e ai possibili, soprattutto ai possibili esiti di questo vertice, perché appunto riteniamo rappresenti interessi che non sono quelli della stragrande maggioranza dei popoli e dei cittadini, degli uomini e delle donne di questa terra. Ed ora torniamo a parlare di quella che ormai è stata chiamata la guerra del Prosecco. Abbiamo in collegamento Giorgio Polegato, presidente della Coldiretti di Treviso. Buongiorno Polegato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora anche quest'oggi insomma è una vera e propria levata di scudi, diciamo, quella che si sta sollevando in queste ultime ore dopo la richiesta della Croazia all'Europa di riconoscere il Prosecco. Sì, noi produttori, ma tutto il territorio è allibito da questa richiesta, che è un paese che non dovrebbe neanche appunto di attaccare, diciamo, una denominazione così storica e radicata sul territorio, quello che è Veneto e Friulano. Trovo assolutamente che sia il poco scorretto un comportamento di un paese della comunità europea e che si possa appunto pensare a dare a intaccare una denominazione che ha conquistato i mercati mondiali e che ha una storicità che è assolutamente indiscutibile. E va assolutamente difesa questa denominazione. Non possiamo permetterci assolutamente che un qualsiasi paese, solo per sfruttare ormai quello che si è costruito e speculare su un vitigno che è assolutamente trevigiano, possa averla vinta in una situazione che va, ripeto, assolutamente difesa con le unghie. Quindi io spero che il consorzio e i politici italiani difendano un territorio che rappresenta 25.000 ettari, migliaia e migliaia di aziende, un'economia che è fondamentale e che dà un indotto straordinario. Ecco, lei parlava dei politici italiani perché in molti insomma si sono mossi in queste ultime ore proprio per bloccare questa iniziativa della Croazia. Sentiamo allora il videomessaggio dell'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, che ha appunto inviato questo video proprio per spiegare che cosa intende fare relativamente alla richiesta della Croazia. Sentiamo. Le colline del Prosecco sono considerate patrimonio dell'umanità. Non consentiremo alla Croazia di riconoscere al termine Prosek la denominazione per un loro vino e faremo di tutto per far sì che questo non accada, anche attraverso un'interrogazione alla Commissione europea.
Ecco, quindi insomma c'è già un impegno da parte degli europarlamentari del Veneto, abbiamo sentito appunto l'onorevole Moretti, ma è veramente bipartisan, possiamo dire, no? Questa intenzione di bloccare questa iniziativa della Croazia. Del resto possiamo dire, no, Polegato, che un assalto al nostro prosecco c'è già stato con molti altri prodotti, no? Dal Prosecco a quant'altro. Che cosa comporta questo in termini di immagine e in termini anche proprio di danno ai produttori del nostro territorio? Beh, intanto voglio dire che la presa di posizione di tanti politici esteri poi comunque Ecco, non riesco a sentirla, deve esserci qualche problema con il collegamento con Giorgio Polegato. Allora, nel frattempo vediamo se riusciamo a sistemarlo. Nel frattempo vediamo il servizio che ha realizzato ieri il nostro Lucio Zanato proprio su questo tema. Il termine, come si vede dal sito ufficiale d'Oltre Adriatico, i croati lo stanno già usando da tempo, solo che nelle scorse settimane hanno cercato nuovamente l'ufficialità dell'Unione Europea, scatenando, come nel 2013, l'alzata di scudi da parte dell'Italia. Decisamente scotta il nome Prosecco e se non sei veneto o friulano rischi di finire nei guai. Il nuovo allarme arriva da Bruxelles, con Zagabria che ha presentato la denominazione tradizionale per il Prosek, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. E siccome in Veneto e in Friuli brucia ancora la vicenda Tokai con l'Ungheria che ha fatto diventare il Tokai friulano solamente friulano, per non sbagliare tutti sono tornati nuovamente sul piede di guerra per il Prosecco. Lasciando da parte il fatto che Prosecco località, che dà diritto al nome, è all'interno della denominazione geografica stabilita nel 2009 e che ogni decisione deve passare il voto degli Stati membri, dalle coste dalmate fanno notare come il vino in questione sia totalmente diverso per gusto, gradazione e addirittura vitigno dall'italica glera. Il Prosek è più un torchiato passito di fregone che uno spumante secco da spritz, ma di qua dall'Adriatico non ne vogliono proprio sapere. Prosek o Prosecco, il vino in questione deve provenire esclusivamente dalle zone stabilite in Italia e avallate dall'Europa. Solo il vino glera prodotto nel nostro territorio può definirsi Prosecco e questo non è solo la tutela di un prodotto, ma è la tutela di un territorio. Questo ci dimostra ancora una volta che forse a livello locale dobbiamo concentrarci per combattere alcune iniziative di concorrenza sleale che arrivano dall'estero, invece che preoccuparci a fare qualche guerriglia interna che non ci porta da nessuna parte. Che anche i croati del resto però in fondo dimostrino di crederci poco sul futuro del Prosek lo dimostra il fatto che se in un sito il termine è ben in vista, in un altro c'è comunque questa precisazione, magari con una S di troppo. Insomma, pare proprio che loro ci abbiano provato, anzi riprovato, e che tutto finirà come l'altra volta alla Shakespeare con molto rumore per nulla. Ecco, Polegato, allora ha sentito, no? Un vino completamente diverso, ribattono i croati, è un vino con una gradazione piuttosto elevata rispetto al Prosecco, è un vino invecchiato, dolce, quindi nulla a che vedere con il nostro Prosecco, resta il fatto che il nome può trarre in inganno, no? Ma nessuno dice che non lo possono fare, però è il nome che deve essere assolutamente protetto. Il Prosecco è uno solo, è quello che è nato nelle colline di Collinano Vado Beate nel patrimonio UNESCO e nessuno si può permettere di andare, diciamo, a simulare un termine, un vitigno così storico, perché comunque gli attacchi esistono da anni, basti pensare alla produzione che si fa in Brasile, alla produzione che si fa in Australia, che nonostante tutto, nonostante il consorzio abbia fatto di tutto per difendersi, ancora non è riuscito a limitare queste storpiature che comunque disturbano i mercati internazionali. Ma quello che non è accettabile, ripeto, che un paese della Comunità Europea avanzi queste pretese. Io credo che sopravvenga il buon senso e che si faccia, ripeto, di tutto, perché non è accettabile una cosa del genere e soprattutto che non dia, diciamo, il là a chissà chi altro ancora che possa pretendere o avere diritti che assolutamente non sono meritati.
perciò il Prosecco è uno solo, è quello di Conegliano Valdobbiadene, né quello trevigiano e quello veneto, e su quello dobbiamo assolutamente difendere. Ecco, che danni sta provocando al mercato dei nostri prodotti tipici la falsificazione o l'utilizzo di prodotti con denominazioni simili da parte di altri stati? Lo sappiamo insomma che i prodotti tipici italiani sono estremamente copiati, no, all'estero. Si parla che l'Italian Sound nel mondo ci sia un giro d'affari di 100 miliardi di euro, perciò sono volumi che sono incredibili. Basta andare in Canada, che si vede il prosciutto San Daniele o il prosciutto di Parma prodotto in Canada, oppure il famoso Parmesan che viene prodotto in tutti gli Stati Uniti, nel Canada, in Brasile, in Russia. Sono tutti prodotti che vanno a togliere mercato a quello che è il prodotto originale nato in Italia con la filiera assolutamente italiana e protetta. Perciò quello che si fa e si fa tanto ancora non basta per difendere e aiutare i nostri produttori che negli anni hanno creato queste eccellenze che sono assolutamente e necessariamente italiane. Ripeto, purtroppo ci sono paesi in cui non esistono le regole e si fa di tutto per andare a attaccare quello che è Made in Italy. Ma le stesse multinazionali fanno di tutto per screditare e per cercare di attaccare dei patrimoni che sono solo esclusivamente italiani. Su questo c'è ancora tanto da fare, dobbiamo fare tutto quello che è necessario, ripeto, perché ne va del lavoro di una filiera che va dal singolo produttore fino a chi lo trasforma, lo produce, lo commercializza in Italia e nel mondo, e che sono giri d'affari importanti necessari per mantenere quelli che sono questi prodotti straordinari e unici che sono nel Made in Italy, che tanto si è fatto per valorizzarlo e che tanti invece con poco con prodotti di scarsissima qualità copiano a prezzi bassissimi e ci fanno una grande concorrenza. Ecco, Polegato, voi come Coldiretti, nel caso specifico di questo Prosek, come intendete muovervi ora? Noi abbiamo e i nostri dirigenti si stanno già muovendo per appunto bloccare questa iniziativa anche con l'onorevole De Castro, che è il nostro referente per quanto riguarda il mondo agricolo, persona di grande competenza che già sta facendo di tutto per bloccare questa iniziativa, ripeto, che non è assolutamente accettabile. Credo che comunque alla fine si arrivi a una soluzione che è quella appunto che se vogliono farlo che lo facciano, ma è il termine che assolutamente non deve essere quello, perché va a scimmiottare e a copiare un vitigno che sappiamo è un'area di produzione che rappresenta 2 regioni italiane, 25.000 ettari per la DOC, 2.000 ettari per l'ASO DCG e 8.000 ettari per la Conegliano Valdobbiadene. Dati, volumi, storia che non si può assolutamente pensare di trovare anche modi per speculare, perché assolutamente il Prosecco è solo esclusivamente nostro e deve continuare a esserlo. Certo, allora io la ringrazio Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, per essere stato con noi e appunto per questo collegamento. Buona giornata e buon lavoro. Un saluto. Allora noi tra poco dovremo trasferirci sul litorale perché appunto con questo fine settimana si entra davvero nel vivo della stagione estiva 2021 e le premesse insomma ci sono tutte per una ripartenza del turismo e quindi di tutta la filiera dell'economia legata a questo settore così importante e strategico per la nostra regione. Per parlare di questo vedo che si è già collegato Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori. Buongiorno Maschio. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere collegato. Allora, con oggi si apre la stagione turistica, quella vera. Voi avete però già dei dati che vi fanno, come dire, ben sperare per il proseguo della stagione per quanto riguarda il mese di giugno. Com'è andata? Allora, i dati che ovviamente sono riferiti esclusivamente al comparto alberghiero, quindi noi analizziamo il nostro settore, sono sufficientemente confortanti, devo dire. Chiaramente rispetto al 2020 non era neanche difficile far meglio, perché molte aziende hanno aperto in realtà
nella seconda metà di giugno, quindi erano aperte ad oggi da massimo una quindicina di giorni, però il dato che abbiamo su il periodo che va da metà maggio a metà giugno è di un'occupazione media attorno al 50%, chiaramente con i picchi nei weekend che alzano un po' questa media, l'infrasettimanale che tende ovviamente a stare leggermente sotto, media che è andata via via alzandosi da maggio alla fine di giugno, progressivamente sia nell'infrasettimanale che anche nei weekend stessi, quindi un pizzico di ottimismo c'è. Abbiamo dei buoni segnali anche per il proseguo, devo dire, se guardiamo, come dicevo, fino a fine giugno oggi abbiamo un 50%, l'anno scorso avevamo un 27%, quindi rispetto al 2020 abbiamo un po' doppiato i numeri, certo non sono i numeri a cui eravamo abituati, perché nel 2019 questo stesso periodo segnava quasi un 65% di media di occupazione, quindi siamo comunque al di sotto di un 20% circa rispetto al periodo solito ante Covid. Sul proseguo della stagione anche lì ci sono dei buoni dati, dicevo attualmente abbiamo ancora un 50% di occupazione media nel periodo che va dal 1° di luglio al 18 di settembre, dato altrettanto confortante il ritorno anche dei mercati stranieri, perché fino ad oggi nel 2020 avevamo un 76% di presenze italiane contro un 54% di quest'anno, quindi vuol dire che i mercati stranieri stanno tornando ad affacciarsi e a frequentare le nostre spiagge con serenità e sicurezza. Ecco, sì, come nazionalità diciamo parliamo quasi sempre di tedeschi, austriaci come gli altri anni, o si sta modificando qualcosa nell'era post-Covid per quanto riguarda le presenze nel nostro territorio? Degli stranieri ovviamente. Ad oggi per il 2021 le do 2 dati al volo, mi piace sempre giro con i miei fogliettini con i dati in mano. Noi abbiamo ad oggi il 54% di presenze italiane, 21%, quasi 22% di presenze austriache, un buon 14% dalla Germania e un 4% scarso dalla Svizzera. Questi 3 mercati restano, lo sono sempre stati e continuano a rivelarsi tali i nostri 3 mercati di riferimento, 4 con quello chiaramente italiano, ma per fare un raffronto con il periodo ante-Covid, noi alla stessa data oggi avremmo avuto un 30% di presenze italiane contro il 54% di oggi, un quasi 28% di presenze austriache, quasi 20% di presenze dalla Germania, e invece le presenze svizzere tutto sommato hanno guadagnato terreno già dall'anno scorso e anche quest'anno, quindi quello è un mercato che è andato via via crescendo. Qualcosina si è perso, o quantomeno diciamo, è un po' più lento il recupero dai mercati dell'est, che stavano diventando un mercato, devo dire, interessante, perché stava iniziando a frequentare le nostre spiagge, stava iniziando a frequentare Jesolo, ma la costa veneta in generale, un po' per vicinanza, perché sono le prime località che trovano entrando in Italia, un po' devo dire insomma anche per la capacità di essere attrattivi. Quei mercati in questo momento sono un po' più lenti nel ripartire, ma credo che con questo andamento insomma recupereremo anche quelli. Ecco, per quanto riguarda, diceva, il proseguo della stagione, insomma le prospettive insomma sembrano essere abbastanza confortanti. Voi insomma ci contate davvero, no, su questa estate della ripartenza? Allora, di noi ancora a fine stagione scorsa, in realtà forse anche qui da voi in qualche collegamento, diciamo che la stagione 2021 auspicabilmente, devo dire, perché poi l'incertezza continua a regnare sovrana, e un qualsivoglia provvedimento di qualche paese che torni ad imporre una quarantena al rientro. Adesso si parla di questa variante Delta, io non voglio neanche prendere coscienza di quello di cui stiamo parlando quando si parla di questa nuova variante, perché diversamente mi pare si stia facendo più un terrorismo anche in questo caso, che bene non fa certamente al turismo. Come dicevo, questo andamento dà dei buoni segnali, basti pensare che quel 50% che vi dicevo, 53% in realtà, che è l'on the book, cioè quindi le prenotazioni già in essere dal 1° di luglio al 18 settembre nei tableau dei nostri alberghi, l'anno scorso alla stessa data era uno scarso 28%. Quindi anche qua vuol dire che la gente sta prenotando in anticipo, c'è fiducia, c'è voglia di fare vacanza, forse devo dire c'è anche bisogno di fare vacanza, perché insomma questo anno e mezzo è pesato a tutti molto, e quindi forse abbiamo tutti bisogno di un po' di svago, un po' di relax. Ci contiamo perché
per le aziende, per le imprese non è sostenibile una stagione paragonabile a quella del 2020 e lo dico parlando di aziende della costa, quindi le aziende alberghiere del litorale, che tutto sommato non mi nascondo nel dirlo, sono quelli che forse hanno sofferto un filino meno rispetto ad altri, perché io cito sempre i colleghi di Venezia piuttosto che i colleghi di altre città d'arte che in questa fase, in questo periodo pandemico hanno sofferto molto di più. Noi, per quanto non confortante, insomma, una stagione 2020 qualche numero l'abbiamo fatto, la 21 sta andando un po' meglio, si assesterà come una stagione intermedia, diciamo così, tra una stagione normale e quella che è stata la stagione scorsa. Ecco, c'è un'altra questione che volevo affrontare con lei, Maschio, perché se ne è molto parlato nelle ultime settimane e sembra che stia diventando veramente un problema per gli operatori turistici in questa fase della ripartenza, ed è quello della carenza di personale, della difficoltà nel reperire appunto personale. Come sta andando? Siete riusciti in qualche maniera a riprendere, oppure effettivamente è ancora così difficile trovare collaboratori delle vostre aziende? Allora, permesso che parliamo di un argomento molto delicato e quando lo si tocca bisogna usare le pinze e le dovute cautele, perché è un argomento molto dibattuto negli ultimi mesi. Noi è già un paio d'anni in realtà che solleviamo il problema, che lo respiriamo, forse perché il mondo degli stagionali ha perso un pizzico di appetibilità negli anni, però mi sento di scongiurare quello che leggo spesso quando si tocca questo argomento, dove sembra che gli imprenditori siano tutti degli sfruttatori e i lavoratori siano tutti dei fannulloni. Non è vero né l'uno né l'altro. Certamente nei grandi numeri, ahimè, ci sarà spazio anche per questi, sia da una parte che dall'altra dello schieramento. Credo che oggi più che mai il mondo dell'impresa, quindi il mondo datoriale, il mondo del lavoro, debbano mettersi insieme per trovare le risposte e le soluzioni a quello che oggi è effettivamente un problema, direi forse per il nostro settore quasi un'emergenza. È un problema composito, come dicevo, tanto per dire, noi oggi stiamo lavorando su una delle problematiche per le quali facciamo fatica a volte a reperire risorse, che è quella degli alloggi per il personale. Molte aziende non ne sono dotate, spesso gli alloggi che dobbiamo reperire per attrarre personale qualificato da fuori zona, perché oggi il bacino di vicinanza è poco pescoso, diciamo così, quindi oggi abbiamo bisogno di guardare a tutta Italia e anzi di poter essere attrattivi anche all'estero con alcuni giovani, con alcuni lavoratori. Pensiamo ai nostri che spesso vanno a fare esperienza in Inghilterra piuttosto che alle Canarie, in Spagna o chi più ne ha più ne metta. Noi siamo poco attrattivi invece nei confronti degli altri. Certamente abbiamo un problema del costo del lavoro che ci impedisce a volte di essere competitivi nell'offerta economica e anche nel completare questa, insomma, come offerta generale complessiva del lavoro nei confronti dei nostri possibili collaboratori. Ripeto, problema dell'alloggio, problema di competitività, abbiamo un problema, un nemico comune, definiamolo tale, che è il sistema paese, che in questo grava pesantemente sia sul lavoratore che sull'azienda, perché in effetti siamo scontenti entrambi, quindi probabilmente il problema sta nel mezzo. Abbiamo bisogno di metter mano forse al sistema di ammortizzatori sociali, perché anche quello ha dato una spallata forse diciamo così, alle risorse umane, quelle meno professionalizzate, mettiamolo in questi termini, che sono quelle che affacciandosi sul mercato del lavoro spesso si devono collocare un po' come entry level, quindi busta paga, contratto nazionale del lavoro base, e quando parliamo di quello parliamo di 1.200 euro circa di busta paga, questo è il contratto nazionale. Se gliene diamo 800 per stare a casa, spesso queste persone scelgono di stare a casa. Abbiamo il problema della NASPI, della disoccupazione, che per chi lavora nel mondo stagionale era in qualche modo un supporto importante per riuscire noi a essere competitivi e loro a poter sopravvivere, perché 6 mesi di stagione, capisco, possono non bastare, motivo per il quale abbiamo bisogno di allungare questa stagione, ma ci deve essere data una mano a poter sostenere quello che è il costo più importante che oggi abbiamo in azienda, che è il costo del lavoro. Diversamente le aziende fanno sempre più fatica a spingere verso la destagionalizzazione, quindi ad arrivare a fare almeno 8 mesi nei quali ne faremo magari 6 di lavoro e 2 di formazione, di crescita professionale all'interno dell'azienda, di progetti sviluppati all'interno delle aziende. Però abbiamo bisogno che i 3 player principali, quindi mondo datoriale, mondo sindacale e Stato, in questo si mettano al tavolo per trovare delle soluzioni condivise,
scevri dai condizionamenti o dalle maldicenze dell'una e dall'altra parte. Ecco, peraltro lei citava il problema degli alloggi, no? Del reperire degli alloggi, ed è proprio di questi giorni, no? Anche la proposta di utilizzare degli stabili dismessi sostanzialmente da riattare o degli alberghi per proprio dare delle offerte di alloggio al personale che verrebbero quindi anche incontro in questo senso, poiché verrebbe come dire ridotta la spesa che queste persone magari devono affrontare anche per trovarsi un alloggio per poter venire nelle località balneari a lavorare. Sì, questa è una proposta che abbiamo fatto qualche mese fa all'amministrazione. L'abbiamo fatta nell'ambito del piano degli interventi, quindi del PAT, e di alcune aziende, non tutte dismesse in realtà, spesso sono piccoli alberghi, piccole strutture che oggi faticano a rimanere sul mercato perché poco competitive per dimensioni, per posizionamento sulla località, che quindi spesso vedono come unico sbocco la riqualificazione, la riconversione, quindi la trasformazione da piccolo albergo a classico condominio di 7 piani con 30 appartamenti. Insomma, un po' per scongiurare la continua crescita di questi colossi di cemento e un po' per dare una risposta alla località e un indirizzo, a far capire che per noi i collaboratori sono fondamentali e fondanti, perché Jesolo è nata sul turismo, un turismo fatto di offerta e di servizi. I servizi e l'offerta le creano le persone, quindi per noi i collaboratori sono fondamentali. Abbiamo bisogno di dargli una risposta in questo momento, che è quella appunto di un reperimento facile di alloggi. Quindi tutte queste piccole strutture che ne richiedono conversione potrebbero essere prese in carico da un soggetto X, che può essere un soggetto fatto di privati, partenariato pubblico-privato. Questo poi lo vediamo, che riqualificando queste piccole strutture, quindi senza creare questo nuovo exploit di cemento, può dare una risposta ad un settore fondamentale strategico come quello del turismo, insomma, per una località come la nostra, rendendole disponibili come foresterie. In questo caso sarebbero anche diffuse su tutta la località, quindi risponderebbero, direi, eccellentemente a quella che è la necessità, che è diffusa un po' in tutto l'arco dei nostri 13 km di costa. Certo, e che riscontro avete avuto? Che riscontro ha avuto questa proposta? Devo dire che da parte dell'amministrazione ne abbiamo parlato in una serata di presentazione l'altro giorno anche con il sindaco, c'è, devo dire, una buona apertura e l'idea piace. Chiaramente per essere sviluppata poi i progetti corrono sulle gambe delle persone, quindi bisogna lavorarci attentamente su, anche perché parliamo di strutture che sono in mano a privati, quindi non abbiamo nessun potere di veto, di vincolo, di obbligo nei confronti di chi vuole chiedere il cambio di destinazione d'uso o che voglia cedere l'immobile a qualcun altro. L'idea era di questa commissione bilaterale tra l'associazione albergatori e l'amministrazione comunale, finalizzata al vaglio di queste richieste a scopo puramente consultivo, nulla, non deliberativo, perché insomma i compiti dell'amministrazione li lasciamo ovviamente all'amministrazione, non vogliamo arrogarci titoli che non ci spettano, ma da quel tavolo potevano uscire A, delle proposte alternative a chi faceva queste richieste, B, appunto una risposta al territorio e al nostro comparto, che è quello di trasformare questi immobili in appunto foresterie. Anche consci del fatto che spesso, essendo in mano a piccole attività, piccole gestioni familiari, che ripeto oggi magari non riescono a rimanere sul mercato e vedono questo unico sbocco come l'unica via d'uscita da quella che può diventare una gabbia improduttiva, spesso cosa succede? Cedono questi immobili a speculatori edilizi poi, che certo, come appunto diceva prima, e poi si finisce a trovarsi con questi enormi palazzoni. Ecco. Io la ringrazio Alberto Maschio, presidente dell'AIA, per questo collegamento, grazie e buon lavoro. Sappiamo che siete molto impegnati, soprattutto oggi che è sabato, quindi la ringrazio ulteriormente per aver trovato il tempo di venire con noi. Arrivederci, buona giornata. Un saluto. Grazie a voi. Grazie. Allora noi, se abbiamo il prossimo ospite in collegamento, andiamo a Padova, ecco, lo vedo collegato perché c'è l'assessore al commercio e agli eventi del comune di Padova, Antonio Bressa. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi. Parliamo di commercio e di eventi perché quest'oggi, insomma, prima giornata dei saldi
in tutto il Veneto, Padova ha deciso di partire con una iniziativa particolare, con la Notte dei Colori. Di che cosa si tratta e quali sono anche le preoccupazioni alla luce della situazione, insomma, sanitaria, che fortunatamente è molto migliorata rispetto al passato, ma comunque, insomma, con questa variante Delta che sta circolando e con questi focolai non deve essere, come dire, non deve spingere comunque a mollare l'attenzione, no? Certo, non deve essere sottovalutata e l'attenzione deve rimanere alta. Allora, oggi sì, lo si diceva, primo giorno di saldi in tutto il Veneto. Noi normalmente durante l'estate organizziamo questa Notte dei Colori, che è una serata in cui rendiamo un po' magica l'atmosfera della città, in particolare del centro storico, illuminando di tanti colori con la tecnologia LED o il mapping i palazzi monumentali più importanti. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare la Notte dei Colori in concomitanza con il primo giorno dei saldi, proprio per chiedere ai negozi di allungare il proprio orario di apertura, anche in chiave di distribuire le presenze che comunque si concentrano con i saldi durante tutto un arco di una giornata che diventa più lunga. E quindi in questo modo creiamo questa serata dove i cittadini padovani, i visitatori possono fare acquisti nel primo giorno dei saldi, e diamo un impulso anche ai pubblici esercizi, che sono tanti nel centro storico, perché chiaramente l'attenzione sarà alta da parte delle persone rispetto anche a questi palazzi illuminati, oltre che ovviamente le occasioni d'acquisto che ci sono nei negozi. Ovviamente in questo contesto deve essere rispettato quello che è l'insieme delle regole che ci permettono di essere tranquilli dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Non abbiamo voluto per questo motivo introdurre elementi che possano creare assembramenti come i DJ set piuttosto che piccoli concerti come era stato in edizioni passate. Ci sono semplicemente persone che verranno in centro a Padova per fare shopping, e quindi queste persone sanno che all'interno dei negozi devono continuare a indossare la mascherina, ma anche all'esterno, nel momento in cui ci fossero affollamenti di persone, è opportuno, anche con le regole di oggi, comunque indossarla, e quindi noi controlleremo che queste regole siano rispettate. Però se rispettando queste regole riusciamo ad aiutare i negozi che hanno sofferto molto a vendere un qualcosina in più, e ai padovani, oltre che le persone che ci raggiungeranno in città, ad avere un po' più di spensieratezza, penso che l'obiettivo sarà raggiunto. Ecco, c'è l'ipotesi anche di istituire dei sensi unici, così come è accaduto già altre volte nel centro di Padova, in quelle che sono, diciamo, le zone maggiormente trafficate dai pedoni, per evitare proprio che ci siano incontri e assembramenti fra numeri troppo elevati di gente, di persone? Sì, ne abbiamo parlato con il prefetto e il questore in sede del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Si è deciso di adottare un approccio elastico e flessibile, quindi non partiamo già con un protocollo di sicurezza che prevede il senso unico in via Umberto I e via Roma, che sono forse i luoghi dove già in passato l'abbiamo sperimentato perché più affollati. In particolare questa sera sarà attenzionata a via Roma, perché ci sono anche i negozi forse più importanti per quanto riguarda il tema dei saldi. È chiaro però che se ci sarà un numero eccessivo di persone lungo quel pezzo di percorso commerciale, noi saremo pronti ad adottare ogni accorgimento, anche eventualmente il senso unico pedonale, che quest'inverno aveva funzionato perché permetteva di regolare i flussi in maniera ordinata, e quindi per un lungo periodo siamo riusciti a mantenere questa impostazione che ci ha dato un po' più di tranquillità e serenità, anche se all'epoca, è giusto ricordarlo, i numeri erano molto diversi e soprattutto la vaccinazione era ancora, diciamo, in fase iniziale, mentre oggi noi possiamo dire che sono tantissimi padovani, noi abbiamo stimato circa il 75%, che tra prima e seconda dose hanno deciso di vaccinarsi, e quindi questo chiaramente aiuta. Non siamo a rischio zero, c'è la variante Delta, non dobbiamo sottovalutare quindi nulla, anzi già ci ricordiamo come l'estate scorsa poi anche a causa, diciamo, di un certo senso di libertà che si è diffusa, poi abbiamo scoperto che nell'autunno il problema era
ancora più pesante della primavera precedente, e quindi insomma anche sapendo qual è lo storico di questa vicenda epidemiologica stiamo molto attenti. Ecco, io penso che con la responsabilità di tutti, senza eccessi che abbiamo volutamente tolto, sgombrato dal campo nell'organizzazione di questo evento, con la partecipazione delle persone che fanno acquisti, io credo che si possa andare verso una bella serata di serenità. Ecco, Assessore, ci sono comunque alcune zone della città, in particolare il Portello, eccetera, che stanno un po' destando preoccupazione per quanto riguarda la movida, soprattutto dei giovani, dei giovanissimi, degli universitari. Sì, assolutamente vero, nel senso che ci sono alcune zone dove ci sono questi fenomeni serali. È chiaro che noi abbiamo anche introdotto alcuni strumenti, per esempio un'ordinanza che impedisce di riprodurre musica dopo mezzanotte, perché addirittura eravamo arrivati a delle situazioni in cui si improvvisavano delle feste all'aria aperta con la musica. Ora questa ordinanza è pienamente rispettata, ma c'è comunque una voglia di uscire da parte di tanti giovani che sono stati chiusi per mesi. Padova, è giusto ricordarlo, è una città universitaria. Noi abbiamo 210.000 residenti, ma abbiamo 65.000 studenti nella città, quindi è comprensibile come la forza dei giovani a Padova sia veramente molto, molto importante. Ci sarebbe un modo per evitare tutto questo, e cioè ritornare al coprifuoco, al lockdown, ma ovviamente nessuno lo vuole, e quindi la ripartenza e la libertà che stiamo riacquisendo, la normalità che sta tornando, comporta anche questi disagi che però con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione cercheremo di limitare, ovviamente rispettando anche il diritto alla tranquillità dei residenti. Certo, Assessore, io la ringrazio per essere stata con noi, buon lavoro, naturalmente buonanotte dei colori a lei, a tutti i padovani che appunto questa sera decideranno di trascorrere la prima serata dei saldi in città. Buon lavoro, arrivederci. Grazie mille. Grazie. Un saluto. Allora, noi restiamo ancora a Padova per vedere un servizio che ci ha inviato poco fa la collega Chiara Gaiani e riguarda quelli che sono gli aggiornamenti, insomma, relativi ai cluster che sono stati individuati in provincia di Padova nell'ultima settimana. Sono 3 i ricoverati in gravi condizioni, e proprio per questo l'ULSS 6 ha pronte 35.000 lettere da inviare agli over 60 che ancora non si sono vaccinati e che, appunto, lo ricordiamo, sono quelli che corrono i maggiori rischi qualora dovessero infettarsi, in modo particolare vista la presenza di questa nuova variante Delta, che è particolarmente contagiosa. Sentiamo il servizio. Tamponi a tappeto per verificare la diffusione della variante indiana e della variante brasiliana a seguito dei cluster identificati nella provincia di Padova, ma l'arma più efficace, lo ricordano le autorità sanitarie, resta il vaccino. Per questo l'ULSS 6 Euganea dà il via in questi giorni a una campagna di recupero indirizzata agli over 60, i soggetti più a rischio che non si sono ancora vaccinati. Partiranno gli inviti scritti proprio in questi giorni con un piano ben preciso di vaccinazione per recuperare tutte le persone che hanno più di 60 anni, tuttora così per inciso, chi ha più di 60 anni, lo ripeto, può andare in qualsiasi momento a chiedere la vaccinazione ad accesso libero in una qualsiasi delle nostre sedi. Senza prenotazione è possibile ricevere il vaccino a monodose Johnson & Johnson. Le prime 5.000 lettere sono pronte a partire, a queste ne seguiranno altre 30.000. Intanto restano 3 le persone ricoverate nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, una 49enne affetta da variante Delta, una donna cingalese di 32 anni con la variante brasiliana e un 80enne rientrato da Santo Domingo, di cui si attendono i risultati del sequenziamento, che si sarebbe sottoposto a vaccinazione con un siero non riconosciuto dall'Unione Europea.
Al cluster del campus di Isola Verde e a quello del condominio dell'Arcella si sono uniti 2 cluster, quello dei lavoratori di rientro dall'Uzbekistan e dell'educatrice tornata dalla Spagna con persone che non avrebbero seguito le regole di isolamento. Stiamo vedendo tutti questi viaggiatori che stanno rientrando, per quello siamo preoccupati, perché la gente si sta muovendo e nel giro di una settimana, settimana 10 giorni, vedere da 3 posti diversi persone che rientrano ci preoccupa. E come che ci preoccupa? Perché la gente deve stare in isolamento, prima cosa. Seconda cosa, ci preoccupa perché si sta diffondendo la variante indiana. Ecco, ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Il weekend si apre all'insegna del bel tempo, poi però proseguirà con qualche pioggia. Si profila infatti un peggioramento delle condizioni per l'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche acquazzone dapprima sui monti, a seguire dunque entro la nottata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, in serata e nella notte rovesci un po' a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire invece qualche temporale più frequente. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Saluto i miei ospiti, benvenuto a Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega. Buongiorno, grazie per essere, con noi. Un saluto e in collegamento Nicola Pellicani del Partito Democratico, deputato del Partito Democratico, e Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia. Buona giornata e grazie per essere con noi. Grazie dell'invito, buongiorno. Buongiorno, un saluto. Allora, volevo subito cominciare con un flash a tutti e tre relativamente a un tema che abbiamo affrontato proprio poco fa con il presidente della Coldiretti, non so se avete avuto modo di seguire la trasmissione, relativamente a questa guerra del Prosek, no? Con questa richiesta della Croazia di riconoscere la denominazione di questo vino appunto croato e le barricate che si stanno levando da parte dell'Italia. D'Arè. Quando io ho visto questa notizia, innanzitutto ho presentato un'interrogazione al Parlamento europeo proprio per capire e chiarire, diciamo, la posizione dell'Europa su questo punto. Diciamo che c'è stata un'elevata di scudi di tutti gli italiani presenti in Europa, al di là dell'appartenenza politica, proprio perché questo è un attacco al lavoro, a un qualcosa che ormai è storico e soprattutto è un marchio ormai talmente consolidato nel mondo che quindi crea gli appetiti delle imitazioni, come con il nome Prosek o come altri nomignoli che via via sono stati portati avanti. Per fortuna abbiamo in Europa anche in questo caso la collaborazione dei francesi, perché anche loro hanno tanti prodotti tipici da difendere e anche loro subiscono, diciamo, l'aggressività e la copiatura del marchio
Per questo Italia e Francia si trovano assieme nel difendere quelle che sono le tipicità proprie dei nostri prodotti, che sono lavoro di tradizione, di passione. Generazioni hanno lavorato per poter costruire questo marchio, per costruire questi marchi, questi prodotti tipici, e quindi è giusto, è come il parmigiano reggiano che gli olandesi cercano di copiare. Allora non è giusto, perché è un prodotto che è storico ed è un prodotto che si è affermato proprio per la bontà, e quindi creare dei sottoprodotti che non rispecchiano le caratteristiche dei nostri prodotti è un affronto, diciamo, a chi lavora, a chi in questi marchi ha creduto e ha speso la vita. Ecco, Pellicani, abbiamo sentito prima, c'è stata anche da parte dell'europarlamentare del Partito Democratico, Alessandra Moretti, un'interpellanza proprio su questo tema, perché effettivamente il danno che ne potrebbe derivare alla nostra agricoltura è davvero consistente. Ma non c'è dubbio che la produzione e la coltivazione del Prosecco è un'identità del Veneto, e soprattutto di una zona particolare che è quella di Valdobbiadene, che va tutelata, garantita, che è frutto appunto di esperienza, di ricerca, di lavoro, di ingegno anche dei nostri viticoltori, e che va difesa quindi perché è un marchio che rappresenta un prodotto di primissimo livello, che è frutto del lavoro fatto appunto nella nostra regione, in particolare in una zona circoscritta, che va tutelata, e semmai bisogna continuare a sostenerla. Ecco, Baratto, è un impegno bipartisan dunque quello che sta vedendo un po' tutti i parlamentari italiani, tutto il mondo politico italiano in questo campo. Ma credo assolutamente di sì, anche perché sennò sarebbe assolutamente una follia umana, no? Credo che questo prodotto, il Prosecco, credo che Valdobbiadene Conegliano sia assolutamente riconoscibile. Credo che l'Europa debba solo fare questo in un'unica direzione, assolutamente, come diceva credo molto bene un attimo fa, che i parlamentari stanno andando per un'unica direzione, ma credo che sia assolutamente questo. E anche perché volevo ricordare la crisi del 2008, che la viticoltura, specialmente il nostro territorio, ha tenuto su l'economia con la fortuna del Prosecco, e il fallimento di 2 banche che abbiamo avuto in questo territorio, e questo prodotto ha dato una mano per tenere su la gente, le famiglie, che in queste 2 banche purtroppo, senza saperle e senza volere, ci erano entrate. Ecco che questo prodotto ha fatto sì che questo territorio non abbia avuto un fallimento completo, per cui io credo che sia assolutamente indispensabile, ma credo che sia l'Europa stessa che deve prendere questa direzione, perché è un prodotto che deve andare assolutamente in una vetrina mondiale, è un prodotto che dà un'economia a un territorio e una regione intera, per cui credo che a fare una discussione del genere solo una follia della mente umana possa portarci a questo. Io credo che è come un'azienda, quando ha un prodotto che funziona, la stessa azienda lo vuole disconoscere. Credo che davvero non ci siamo. Io credo assolutamente che bisogna proseguire per questa direzione, ma che sia una cosa assolutamente logica. Ecco, un tema ora più strettamente legato alla politica. Ieri la Lega ha firmato un manifesto delle principali forze politiche di destra europea. Questa posizione, diciamo, sovranista, che conseguenze può avere sul governo? Ma innanzitutto questo non è un manifesto che va contro assolutamente a Mario Draghi e a questo governo, perché siamo anche in coalizione nel bene e nel male, magari con posizioni diverse, su alcuni punti con visualità completamente magari diverse, però uniti nel superare e nel portare diciamo, quelle sovvenzioni, quei fondi alle nostre imprese del nostro territorio, perché effettivamente abbiamo bisogno di uscire da questa pandemia. Quel manifesto che è stato firmato da parte dei sovranisti è quello anche perché qualcuno vorrebbe
fare dell'Europa sì, la nazione unica senza magari le identità nazionali, perché queste sono le idee che si sentono nei corridoi di Bruxelles. Pensate solo che noi, oltre che essere italiani, prima di tutto siamo veneti e ci teniamo ad essere veneti, proprio perché noi non vogliamo un'Europa fatta delle nazioni, vogliamo un'Europa fatta dai popoli, perché i popoli, con la diversità e proprio con la specificità di ogni popolo, ci sentiamo più rappresentati sotto quella bandiera dell'Europa fatta di stelle, ma non deve essere uno comanda e gli altri obbediscono. Abbiamo tante idee diverse, siamo quasi 500 milioni di abitanti, siamo il paese, il raggruppamento di paesi più importanti dal punto di vista commerciale nel mondo. Per questo abbiamo firmato questo documento proprio per andare contro queste cose, ma soprattutto perché ogni specificità, ogni nazione, ogni singola regione, ogni singolo popolo sia rappresentato all'interno di questa Europa, non certo con un pensiero unico, ma con un pensiero di condivisione e magari anche di contrapposizione, ma non sicuramente per fare una nazione unica. Gli stessi Stati Uniti si differenziano molto bene con legislazioni diverse nei vari stati. Ecco, Pellicani, di sicuro comunque questo fatto, insomma la firma di questo documento da parte della Lega in qualche maniera agita la maggioranza. Vorrei aggiungere, sì. Mi permetti allora, in questo documento c'è anche Orban. Ricordo che Orban fino a qualche mese fa faceva parte del gruppo del PPE, quindi diciamo ci sono idee diverse che non sono certamente volute da Salvini o dalla Meloni o da qualcun altro, sono idee diverse che vanno a confrontarsi su un tavolo di trattative, per questo c'è questo documento. Ecco, Pellicani, di sicuro diciamo questa mossa di Salvini sta agitando comunque la maggioranza di governo italiana. Beh, non è che la sta agitando, la firma di questo documento con Orban, che è alla testa di un governo illiberale in una nazione dove non vengono garantiti elementari diritti di stampa, diritti civili dei cittadini, è chiaro che se firmare una cosa del genere, mettersi da quella parte e sostenere un governo europeista come quello di Draghi, improntato da Draghi, mi sembra una contraddizione in termini, cioè Del Re si arrampica sugli specchi. Non mi arrampico sugli specchi. Non ti ho interrotto. Senza con un ragionamento che faccio fatica a seguire, non capisco qual è la coerenza di stare in un governo che ha portato appunto all'Italia il PNRR, che vuol dire non è solamente un fatto essenziale per noi ovviamente di grossi finanziamenti europei, ma vuol dire condividere con il resto dell'Europa un progetto di risanamento non solo dell'Italia ma dell'intero continente. Vuol dire quindi più Europa, più politica, è l'esatto contrario di quello che vogliono fare i sovranisti. Penso appunto principalmente a uno come Orban, che è in Europa solamente in termini opportunistici per cercare di sfruttare il più possibile le risorse e non certo per condividere i progetti. La Lega deve decidersi, o si sta con l'Europa, o si sta con Mario Draghi, o si sta con questo governo, oppure si fanno altre scelte. Come del resto anche la Meloni mi pare abbia fatto, visto che non aderisce a un governo europeista come il nostro. Ecco, sentiamo prima Barato, poi Del Re voleva replicare. Barato. No, io credo che sicuramente bisogna guardare assolutamente avanti, perché credo che l'Europa oggi abbia bisogno di essere forte. Logicamente capiamo bene che su qualsiasi mercato che oggi ti poni deve avere assolutamente una forza. L'Europa oggi deve davvero decidere cosa vuol fare. L'Europa e l'Italia sicuramente è un paese assolutamente importante per l'Europa. L'Europa che si deve estendere contro sicuramente i mercati asiatici, guardando verso gli Stati Uniti, che ogni Stato ha la sua tipicità, le sue caratteristiche. Anche l'Europa sicuramente all'interno di questo cerchio, ogni paese deve mantenere sicuramente le proprie caratteristiche e le proprie specificità, altrimenti non avrebbe una forza
soprattutto economica per poter portare fuori, che oggi è questo che bisogna assolutamente guardare, perché sappiamo benissimo che oggi l'Europa è un mercato molto importante anche per i paesi asiatici, forse qualcosa di più. Ecco, ma voi come vedete, Baratto, come vedete questa mossa di Salvini? Come vedete questa mossa di Salvini di sottoscrivere questo documento con le principali forze sovraniste? Guardate, noi non guardiamo, io credo che noi guardiamo anche oltre a questo, no? Bisogna guardare a un mercato europeo, perché è questo che oggi bisogna assolutamente guardare. I soldi che ti arrivano dall'Europa, ogni paese li deve vedere come un'assoluta opportunità. Questo credo importante. Bisogna assolutamente non guardare le ideologie, altrimenti ci arroccheremo a qualcosa che fa fallire un paese, e noi sicuramente non vogliamo guardare. Bisogna avere una visione diversa, visionari, guardare oltre, e questo credo sia un'opportunità che mai come adesso ci è capitata, per cui non bisogna assolutamente fermarsi a questo. Io credo che i soldi, le opportunità che stanno arrivando in questo momento storico per tutto il mondo oltre che l'Europa, ci debba assolutamente guardare a un mercato che sia davvero importante per l'Europa, ma un mercato mondiale. Noi guardiamo, e parlo di questo, e che credo è davanti agli occhi di tutti, eravamo ostaggi di mercati asiatici, ostaggi di altri mercati. Oggi credo che dopo questa esperienza che abbiamo avuto non debba assolutamente più succedere. Ecco che allora l'Italia e sicuramente l'Europa debba guardare a oltre. Io credo che sia fondamentale questo, per dare un futuro ai nostri giovani, alle generazioni che verranno, altrimenti non avremo capito niente su questo che è capitato. Su questa disgrazia che è capitata per colpa di nessuno, dobbiamo vederla come un'opportunità, altrimenti faremo sicuramente un fallimento, e credo che l'Italia non se lo meriti, i cittadini, ma soprattutto dovremo un'Italia forte per avere un'Europa forte. Questo è importante, altrimenti non avremo capito nulla. Dara voleva aggiungere? No, volevo replicare all'onorevole Pellicani due cose. Innanzitutto il bilancio europeo noi l'abbiamo votato. Secondo, noi abbiamo votato il governo Draghi e siamo entrati nel governo Draghi. Il ministro del Mise si chiama Giancarlo Giorgetti. Quindi non è che ci stiamo arrampicando sugli specchi, stiamo dicendo in Europa le stesse cose che abbiamo detto qualche anno fa, le ha dette nel mandato prima lo stesso Salvini, quando si parlava di un'economia europea che era sbagliata, tant'è vero che poi il signor Draghi, che era il presidente della BCE, ha detto si comprano i titoli di Stato delle singole nazioni per creare moneta, perché questo è un modo per creare moneta. Lo dicevamo noi, poi adesso lo fanno anche chi è succeduto a Draghi. Allora qualche idea buona ce l'abbiamo anche noi, che poi non vi piace un altro paio di maniche. Cioè eravate veramente, se non ricordo male, per uscire dall'euro, avete cambiato idea? No, allora noi volevamo un euro completamente diverso, non quello non si chiamava euro, si chiamava marco. Era il 2018. Quello si chiamava marco, non si chiamava euro, era solo cambiato il nome, ma era il marco. Comunque io prendo positivamente il fatto che abbiate cambiato idea e che siate più europeisti, però bisogna essere coerenti anche, e non è possibile firmare voi siete coerenti dove vi capita in Europa. Noi siamo sempre fermi, su questo punto, certo. Si può essere d'accordo o no? Puoi essere d'accordo o no? Voi siete sempre d'accordo per governare. Abbiamo portato noi l'Italia in Europa con Prodi, per cui figurati. Ma abbiamo pagato qualche pegno, Non è che ci è costato tanto. Insomma, siamo passati dalle 5.000 alle 5 euro. Credo che sono, con il doppio valore. Io sono più quanto abbiamo guadagnato il paese e non certo ci ha perso. Mi domando cosa sarebbe l'Italia se non fosse all'interno dell'Unione Europea. Comunque gli italiani, gli imprenditori veneti lo sanno bene questo, quindi non occorre approfondirlo. Ecco, allora veniamo ad un altro tema che è
particolarmente caldo, insomma, in queste ultime settimane, quello della legge Zan contro l'omofobia. Proprio oggi la ministra per il Sud Carfagna ha invitato il governo a togliere dal tavolo quelli che sono gli elementi divisivi, quelli che possono essere gli elementi divisivi di questa legge, per far sì, insomma, che il Parlamento non si spacchi e possa essere così approvato questo provvedimento. Guardi, della legge Zan a me personalmente non mi interessa assolutamente nulla, assolutamente nulla. Ognuno ha le sue inclinazioni e se le tiene, ma che si venga a fare una legge in cui la persona che vive in maniera normale quasi sia discriminata non mi piace. Io rispetto tutte le inclinazioni, ognuno abbia e viva la sua sessualità come meglio pensa e crede, all'interno naturalmente delle proprie mura familiari, ma non venite qua a cambiare perché è ora di finirla con l'elemento 1 e l'elemento 2. È ora di finirla, basta con queste cose. Ognuno viva la sua sessualità come meglio pensa e crede, con discrezione. Io rispetto tutto e tutti, non venite a impormi cose perché non le accetto, perché questa è lo ha detto la stessa Chiesa, vuol dire calpestare tutto. La società si forma e si fa con un papà, una mamma, una famiglia e quant'altro. Poi vogliamo fare delle alternative, fatele, ma non fatele con una legge, per cortesia. Pellicani. Ma io credo invece, a me interessa molto che sia approvata una legge come quella proposta dall'onorevole Zan, che tra l'altro è un nostro un veneto eletto a Padova, e io credo che sia anch'io credo che bisogna consentire che sia appunto ognuno al suo orientamento sessuale, sia libero di svolgerlo come vuole, ma deve essere anche dobbiamo anche difendere e garantire che non ci siano atti discriminatori, che non ci siano atti violenti nei confronti appunto di queste persone di quelle persone che devono essere libere, ma questa libertà gliela dobbiamo garantire. Ci sono delle libertà che vanno garantite, la nostra Costituzione le garantisce a tutti, ci sono delle fasce più deboli che devono essere garantite, e quindi io credo che dobbiamo fare una legge che preveda appunto che contro chi pratica violenza, chi predica discriminazione, e come lo fa nei confronti dell'odio razziale, nei confronti delle politiche di genere, nei confronti dei disabili, debba essere sanzionato come previsto dalla legge. Mi sembra una cosa normale, ovvia, e non capisco dove appunto il centrodestra, la Lega in particolare, non sia d'accordo. No, perché c'è già la legge, non lo capisco. Siamo già garantiti dalla Costituzione, l'hai detto tu? Certo, siamo garantiti, ma come sai la Costituzione poi genera e viene tradotta anche in leggi ordinarie che vengono applicate in tutti i campi, e questo è uno di quelli. C'era un vuoto legislativo e io credo che debba essere colmato. Non a caso la Camera a grande maggioranza l'ha approvato qualche mese fa, e adesso spero che il Senato faccia altrettanto. Baratto, su questo tema. No, io guardi, sono sempre stato molto chiaro anche in altre trasmissioni. Io credo che assolutamente violenze e discriminazione assolutamente verso nessuno, perché ognuno la può pensare nel rispetto degli altri come vuole, anche per quanto riguarda questo, per cui io credo assolutamente che violenze, questo non deve assolutamente esistere, però che una famiglia sia formata un uomo e una donna, per quanto mi riguarda assolutamente ho sempre avuto questa idea. Ma la legge non parla di questo, scusa, non parla di questo. No, lo so, eccetera. Ma bisogna anche essere chiari, Pellicani, perché... no, ma io sono per essere chiaro, però la legge dice le cose precise, non è che parla dell'universo mondo. No, dai, non stiamo a deviare assolutamente nulla. Tu sai come la penso e l'ho anche detto in più volte, per cui non ho nessun problema
a dirlo. Ecco, io credo che assolutamente questo, e chiudiamo una volta per tutte questa faccenda, perché sennò all'italiana facciamo sempre vedere che mettiamo in piedi delle cose e non siamo capaci mai portarle a termine. Ecco perché magari alle volte portiamo qualche diffidenza verso la politica e chi la fa. Io credo che sia talmente semplice e talmente logico che ci basti poco a tutti quanti per portare a casa anche questa cosa, che davvero stiamo costruendo davvero delle cose che non hanno assolutamente nessuna logica. Io la penso così e l'ho detto più volte. Quindi insomma basterebbe limare, secondo lei, togliendo qualche piccola cosa che può essere più divisiva per poter approvare questo provvedimento. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e restate con noi, ritorniamo tra pochissimo in diretta. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Un altro tema di grande attualità in queste ore è quello delle grandi navi, con le ultime notizie che arrivano appunto dal governo, che potrebbe varare a breve un nuovo decreto. Comincerei da lei, Pellicani, che da veneziano insomma è particolarmente sensibile a questo tema. Beh, con piacere. Io credo che questo sia uno dei tanti temi, la punta di un iceberg dei problemi di Venezia, quello che io chiamo il dossier Venezia, che comprende tanti gigantismi, di cui la nave, quello delle grandi navi, è il principale. Penso al tema del numero dei turisti da governare, quando al più presto ci auguriamo ripartirà l'economia turistica, penso al numero di alberghi, penso al numero delle affittanze turistiche, penso comunque a tutte queste questioni che vanno affrontate in modo unitario. Il tema delle grandi navi: adesso pare che il governo Draghi abbia intenzione di fare un decreto o di fare comunque un provvedimento per impedire il passaggio delle grandi navi attraverso il bacino di San Marco, il canale della Giudecca, prima del pronunciamento dell'UNESCO, che ha minacciato di inserire Venezia nella blacklist. E io credo che è da 10 anni che aspettiamo dal decreto Clini-Passera. Pellicani, è successo qualcosa al suo PC? Credo si sia inserito qualcosa, ecco, e vediamo. Mi sente? Infatti l'ho tolto. Mi sente, sentiamo bene, adesso? Ma vediamo un'immagine sullo schermo. Io non lo vedo più. Io non la vedo più quell'immagine. Sono riuscito a... No, aspetta. Allora, vediamo intanto se riuscite a sistemarvi. Eccomi, anche parlando. Mi sente adesso? Sì, no, la sentiamo bene, ma continuiamo a vedere. Magari dalla regia adesso la chiamano, vediamo di sistemare. Intanto questo tema delle navi, il tema delle navi, come diceva appunto Pellicani, è uno dei problemi di Venezia. Io Venezia l'ho vissuta perché ho fatto il consigliere regionale, quindi l'ho vissuta perché proprio mi piaceva, diciamo, entrare anche molto spesso a piedi. E l'altro tema è della sovrabbondanza di turisti. Ricordo che eravamo sui 25, 28, 30 milioni di turisti all'anno. Credo che il patrimonio di Venezia sia un patrimonio che il mondo deve salvare, e chi va a visitare Venezia deve pagare un biglietto d'ingresso. Lo si paga in tutte le parti del mondo. Perché un turista non potrebbe pagare 10 euro per visitare la città più bella del mondo? E quei soldi vanno destinati al ripristino, alla conservazione archeologica ambientale di questa immensa città, di questo grande valore di questa città. Sulle grandi navi è chiaro che la partenza da Venezia, passando per il bacino di San Marco, credo che dalla nave vedere Piazza San Marco, credo che paghi da solo quell'immagine il biglietto. È chiaro che però quando si vede la nave transitare sul bacino di San Marco fa paura, perché è un'enormità. E qua adesso bisognerà sicuramente prendere delle decisioni, tenendo comunque conto perché che una città insomma così delicata come Venezia, sì, bisogna è una città delicata tutelare. E con un equilibrio talmente fragile che bisogna stare attenti.
È chiaro che dall'altra parte ogni nave vuol dire una movimentazione di 6.000 persone tra turisti e personale e tutto l'indotto che questo porta, quindi bisogna salvare capra e cavoli, come si dice nel gergo. Certo, Baratto, secondo lei questo problema appunto delle grandi navi in Laguna di Venezia come si può in qualche maniera cercare di risolvere? Io credo che davvero se il governo oggi ha preso questo impegno insieme al sindaco Brugnaro, che sicuramente è una persona che sta dimostrando e ha dimostrato come governa Venezia in maniera davvero eccellente, essendo anche un visionario, uno che vede molto avanti, credo che il problema si possa assolutamente risolvere nel proteggere assolutamente una città sensibile come Venezia e proteggerla anche nell'altro modo a livello economico, specialmente dopo un periodo come questo, che credo che tutti assolutamente abbiano bisogno di rilanciare i paesi, le proprie città, i propri territori. Per cui io credo che assolutamente governo e comune trovino la soluzione quella più giusta per proteggere da una parte Venezia, ma soprattutto proteggere anche la parte economica di Venezia e chi ci lavora in Venezia, che assolutamente è molto importante. E credo assolutamente che un sindaco come Luigi Brugnaro, che ha dimostrato di avere una visione sia come imprenditore ma anche come amministratore, non possa assolutamente che andare nel verso giusto. Ecco, quindi diciamo la possibilità insomma di trovare in qualche maniera una soluzione, secondo voi c'è? È opportuno togliere le navi dalla laguna? Chiedo scusa, ma stavo intanto messaggiando con l'onorevole Pellicani per vedere se riusciamo in qualche modo a ripristinare il collegamento. Sì, Baratto, scusi. Non ho capito, scusi, perché mi è andata via. La soluzione, diciamo, secondo lei, di togliere le navi dalla Laguna di Venezia è quella giusta, insomma? Sicuramente una soluzione va assolutamente trovata, perché come sentivo prima detto anche dall'amico Darà, che sia fantastico per un turista passare davanti a Piazza San Marco, credo che il biglietto sia solo pagato là, però sicuramente quando si vedono, io a dire la verità mi è capitato una o due volte vedere, ma sembra un condominio che si muove, per cui è anche un rischio, per cui una soluzione va assolutamente trovata. Ripeto, come ho detto prima, sia per la questione dopo un periodo che un anno e mezzo che si è passato su una tragedia a livello economico, soprattutto che ha colpito il turismo, oltre che anche gli altri settori, ma il turismo sia credo uno dei settori che è stato più penalizzato e quello che è tra gli ultimi nella ripresa, credo che vada assolutamente aiutato, però proteggendo assolutamente una città come Venezia, che è sensibile assolutamente per quanto riguarda queste questioni. Ecco, allora vedo che riabbiamo in collegamento l'onorevole Pellicani, chiedo scusa, c'è stato qualche problema con il computer. Allora, dicevamo del tema delle grandi navi, della soluzione che bisogna in qualche maniera trovare. Prego. Sì, non ho ascoltato purtroppo quello che è stato detto, però come dicevo c'è il tema di tanti gigantismi di cui le grandi navi è la punta dell'iceberg. È stata approvata recentemente dal Parlamento una legge per fare un bando di gara per portare un porto offshore fuori laguna per navi commerciali e per navi da crociera. In attesa è stata individuata la soluzione di Marghera, che potrà essere operativa dall'anno prossimo in via provvisoria. Ora mi pare di capire che da quello che è uscito sui giornali è stato detto in questi giorni che il governo abbia intenzione di fare un provvedimento immediato per evitare che Venezia sia inserita nella blacklist dell'UNESCO. Io credo che i problemi, l'allarme lanciato dall'UNESCO è molto importante, perché mette a fuoco una questione che noi abbiamo ben chiara da anni, ma che i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni
non hanno risolto. Dobbiamo impedire al più presto il passaggio delle navi dal canale di San Marco, dal canale della Giudecca al bacino di San Marco, ma dobbiamo garantire il lavoro, il porto, perché Venezia è il suo porto. Io credo che non si possa pensare di prendere decisioni in 15 minuti che non sono prese in 15 anni. Tant'è, tra l'altro, da qui a fine stagione è previsto il passaggio di poche navi, mi pare una decina, qualcosa in più. Quindi io credo che vada gestito. L'UNESCO è molto importante, ma Venezia io credo sia un patrimonio dell'umanità anche a prescindere dall'UNESCO. Quindi dobbiamo garantire innanzitutto l'interesse della città. In questo senso, e concludo, ho lanciato recentemente anche un appello attraverso una lettera al prefetto di Venezia perché convochi tutti i soggetti eletti nel Parlamento, istituzioni, categorie, parti sociali, perché la città discuta di questo dossier Venezia e trovi 3-4 punti di intesa su cui andare avanti tutti insieme, perché non è possibile pensare di governare una città complessa come è Venezia solamente attraverso decreti, e bisogna sentire e trovare le decisioni innanzitutto in città. Ecco, grazie. Abbiamo ancora veramente 4 minuti prima di chiudere, quindi volevo fare un giro molto veloce, flash a tutti e tre, per quanto riguarda la crisi del Movimento 5 Stelle, no? Quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, come può incidere anche sul governo del Paese? Sul governo assolutamente niente, perché diciamo tra la legge elettorale che impone la riduzione dei parlamentari del 30%, tra diciamo, le percentuali che non sono quelle che avevano quando sono entrati in Parlamento, credo che alla fine mantenere il posto di parlamentare sia la cosa più importante per i 5 Stelle. Ma soprattutto in questo momento il dibattito non è su questo, il dibattito è perché all'interno dei 5 Stelle stanno cadendo quei valori fondanti per cui era nato e per cui era talmente esploso. Allora il regime dei 2 mandati, che adesso tutti questi hanno 2 mandati, e quindi là c'è il grande scontro, diciamo, sui valori per cui questo movimento si era fondato. Ecco, davvero un minuto alla chiusura, 30 secondi a testa, Pellicani, Baratto. Ma io insomma certo sto seguendo con grande preoccupazione, perché credo che l'attività del governo debba essere salvaguardata in questo momento, perché siamo alla vigilia di scelte molto importanti e c'è la necessità di tenere la barra dritta su questioni già decise e già concordate tra le forze politiche e il governo. Dopodiché c'è un momento di grande trasformazione e cambiamento in tutte le parti politiche, e mi pare, io spero che si trovi una quadra intanto in Parlamento nell'interesse del Paese. Baratto. Sì, no, niente, io sarò telegrafico e anche diretto. Credo che i 5 Stelle hanno fatto più danni negli ultimi 50 anni che abbia fatto il resto della politica. Dovevano cambiare questo Paese, dovevano aprire i due rami del Parlamento come scatoletti di tonno, hanno solo creato e fatto danni. Mi auguro che non continuino di farli, anche perché davvero credo che questo paese non abbia più assoluto da reddito di cittadinanza, e dopo dovevano fare i 2 mandati che adesso hanno inventato anche il mandato zero. Credo che siamo nella follia umana. Io credo assolutamente che mai come in questo momento il Paese abbia capito che chi deve amministrare e governare deve essere gente seria e non gente improvvisata, capace di far danni e basta. Io davvero non abbiamo un 5 Stelle in questa trasmissione, per poter ribattere, era per capire quelle che sono, insomma, che potrebbero essere gli effetti. L'ho detto anche quando c'erano i 5 Stelle insieme a me. Immagino che l'abbia detto, ma ovviamente non c'è nessuno che può replicare. Da quando c'è la democrazia sono i 5 Stelle. Mi auguro che gente così non vengano più. Allora io vi ringrazio, abbiamo terminato il tempo, grazie a Gian Antonio D'Area, a Nicola Pellicani, a Raffaele Baratto per essere stati con noi, e grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio, arrivederci.